Redazione di Antena 3 Nord-Est, nuova giornata di informazione, primo giorno della settimana. Partiamo con tante notizie, soprattutto di cronaca. È stato ancora un weekend purtroppo di incidenti sulle strade della Marca Trevigiana e non solo. Parleremo di questo, della strage che continua sulle nostre strade. Lo faremo con Roberto Fava, consigliere della provincia di Treviso con delega alla sicurezza stradale. Poi parleremo di intelligenza artificiale oggi, perché sta arrivando in Parlamento una legge che prova a regolamentare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Cercheremo di capire fino a dove si potrà arrivare. Oggi a Vicenza si inaugura la famosa rotonda dell'Albera con il presidente del Veneto Luca Zaia e il nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Parleremo anche di politica, ovviamente, con un dibattito. Toccheremo i temi del Pride che c'è stato a Treviso, non senza polemiche, e poi della riforma della giustizia con i sindaci del Partito Democratico che in qualche modo confermano l'asse con il ministro Nordio e sono per l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Ma partiamo, come detto, con la cronaca, in attesa di collegarci con la nostra Edi Kaliman da Treviso per l'operazione della Guardia di Finanza e del nostro Filippo Fois da Venezia. Andiamo a Montecchio Maggiore, dove un bambino è stato investito, attendeva col papà di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Montecchio Maggiore. Si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza il bimbo di 6 anni investito ieri sera da un'auto mentre attraversava la strada. Le condizioni sono gravi per il trauma cranico riportato, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Le sue condizioni subito dopo l'incidente avevano fatto però temere il peggio. Il bambino si trovava in compagnia del papà sul marciapiede in via Loncavallo alle Alte di Montecchio. In attesa di attraversare la strada sulle strisce, il bimbo si sarebbe sporto improvvisamente sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'auto di piccola cilindrata condotta da un giovane che non ha potuto evitare l'impatto. Il corpo del piccolo è stato proiettato per alcuni metri, ma il volo è stato attutito da una siepe. A ricostruire la dinamica dell'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri. La cronaca ci porta a Padova, cerca di introdursi in un appartamento in piena notte, viene messo in fuga da una studentessa, un ladro è stato arrestato dalla polizia. Le sue urla hanno svegliato le altre coinquiline, tutte insieme hanno messo in fuga e aiutato la polizia a far arrestare il ladro che in piena notte stava cercando di intrufolarsi nel loro appartamento. Un risveglio da cardiopalma, quello di alcune studentesse residenti in via Beato Pellegrino a Padova. Una di loro, intorno alle 5:30 di domenica, ha sentito dei rumori. Svegliatasi di soprassalto, ha notato una mano che stava cercando di sollevare la tapparella della camera che affaccia su un balcone al primo piano del condominio. La ragazza ha subito iniziato ad urlare, richiamando l'attenzione delle coinquiline, che a loro volta si sono svegliate facendo rumore e mettendo in fuga il ladro, che ha desistito. Le studentesse hanno allertato immediatamente la polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno notato uno straniero che scappava dal giardino condominiale. Grazie alla descrizione delle ragazze hanno iniziato a cercare il ladro in fuga, che è stato ritracciato poco dopo in stazione. In tasca aveva un coltello spezzato che aveva utilizzato nel tentativo di forzare la tapparella dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. È un algerino di 28 anni, irregolare, senza fissa dimora. La cronaca ci porta nel Vicentino, violenta rissa in un bar, siamo nella zona di Sant'Agostino. La polizia ha identificato e denunciato i 5 aggressori. Individuati e denunciati. Sono 5 giovani che vivono in un campo nomadi di Vicenza. Secondo gli investigatori sarebbero loro i responsabili della violenta rissa esplosa giovedì sera vicino a un bar di Viale Sant'Agostino. La polizia, allertata, era arrivata sul posto mentre i partecipanti alla rissa cercavano di darsi alla fuga. Gli agenti però erano riusciti a fermarli e a identificarli prima che potessero allontanarsi. In tutto 9 persone coinvolte, uno è risultato ferito in varie parti del corpo. Si tratta di un 38enne marocchino che, supportato da 3 testimoni, ha raccontato di essere stato aggredito dai 5 giovani. Secondo la ricostruzione pare che al momento della chiusura del locale i 5, accusandolo di aver graffiato un'automobile, lo abbiano colpito con foga, con calci e pugni. Solo l'intervento di alcuni testimoni e l'arrivo della polizia ha evitato che il pestaggio potesse sfociare in tragedia. Il cittadino marocchino all'ospedale San Bortolo, sottoposto a intervento chirurgico, ha una prognosi di 30 giorni. Al termine delle indagini condotte
condotte dalla polizia, anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i giovani considerati responsabili, tutti tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati per risse e lesioni personali volontarie gravi. In più il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti il divieto di accesso negli esercizi pubblici per 2 anni. In caso di violazione rischiano sino a 2 anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro. Attenzione, smantellato traffico di droga, una notizia molto importante: la sezione antidroga della squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP nei confronti di altrettante persone accusate di traffico e spaccio di cocaina ed eroina. L'operazione è avvenuta oggi con la collaborazione anche delle squadre mobili di Treviso, Modena e Lodi. Pensate, sequestrati 42 kg di cocaina ed eroina confezionati in ovuli, tutti siglati. Arrestato in flagranza anche i 4 custodi dello stupefacente. Tra pochissimo stiamo preparando con la redazione di Padova un servizio su questo per avere i dettagli di questa operazione. Ma intanto vi ricordo che torna Ring questa sera, la prima serata di Antenna 3 Nord-Est di informazione. Torna con un sondaggio dedicato alla riforma della giustizia, una riforma tanto discussa, ne parleremo anche più tardi. Il quesito che vi poniamo oggi è questo: giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni? Diteci la vostra utilizzando come sempre i contatti che vedete sullo schermo. Dovete comporre lo 0422 16 26 691 per il sì, cioè se secondo voi è giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni, oppure lo 0422 16 26 690 se secondo voi non è giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni. La chiamata è sempre gratuita, se sentite occupato significa che il vostro voto è stato registrato. Vi ricordo anche gli ospiti di questa sera di Ring. Ci saranno insieme al vice direttore Ferdinando Avarino, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Rachele Scarpa, Partito Democratico, Giacomo Nilandi, PD, l'onorevole Gianangelo Boff, Lega, Massimiliano Paglini, CISL Belluno Treviso e poi l'onorevole Alberto Stefani, commissario Lega. Sapete che la prossima settimana c'è il congresso della Lega e anche di questo vi parleremo. Ma continuiamo con la cronaca. Siamo nel Padovano, sui colli Euganei, un anziano è scivolato mentre stava percorrendo un sentiero sul Monte Fiorine. È scivolato sulla strada sterrata che sale al monte il 77enne di Padova, che domenica stava percorrendo insieme alla moglie un sentiero sul Monte Grande nel comune di Teolo. Dolorante a una spalla e incapace di muoversi, ha chiesto alla moglie di chiamare i soccorsi. Lungo la strada è stato raggiunto da 8 soccorritori, tra i quali 2 infermieri, che lo hanno assistito e poi caricato su una barella, trasportandolo per circa 600 metri fino all'ambulanza. All'operazione hanno partecipato gli uomini del SUEM e del Soccorso Alpino di Padova. Nella Marca Trevigiana l'omicidio di Varago dopo i sopralluoghi sul Piave di carabinieri e vigili del fuoco alla ricerca del coltello e del cellulare della vittima. Parla l'avvocato Meneghetti, legale della famiglia di Aymen. Questo non rende credibile la versione dell'omicida, ma è solo un atto dovuto dagli investigatori. Sentiamo. Non ha dubbi il legale di Aymen Adda Benameur. Le ricerche ed i sopralluoghi dei carabinieri e dei vigili del fuoco in località Salettuol sono un atto dovuto da parte della polizia giudiziaria. Quindi trarre da questa ricerca sul Piave elementi sulla credibilità della versione di Fiorindi è assolutamente non giusto, è errato, in quanto è solo un'attività dovuta e che rientra negli obblighi della polizia giudiziaria. Insomma, non crede affatto che esista un secondo coltello e non crede alla versione di Elia Fiorindi, che ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Perché gli inquirenti sono andati in quel punto del Piave? Evidentemente avevano dei riscontri tali da attivare le ricerche capillari in quella zona. Beh certo, questo è soprattutto anche per i tanti giorni passati dal fatto, è chiaro che ci sia stata una segnalazione. Ora non sappiamo, almeno io non lo so, se è una segnalazione nominativa o una segnalazione anonima.
se riguarda solo il cellulare o se riguarda anche il presunto coltello fantasma. L'esito delle ricerche sarebbe stato al momento negativo, non sarebbe stato trovato nulla, anche se il condizionale è d'obbligo. Dico anche che il fatto che non venga trovato è chiaramente un sintomo, e poi vedremo della non veridicità di quanto dice Fiorindi, ma anche qualora venisse trovato un coltello ci sarebbero molti altri accertamenti da fare. L'omicidio era avvenuto a Varago di Macerata l'11 maggio scorso, quando Elia Fiorindi, 18 anni, uccise con 2 coltellate fatali il 17enne Aymen. Una tragedia che si è consumata dopo una lite per droga. Il luogo dove gli investigatori hanno cercato il cellulare ed il coltello dista qualche chilometro da dove è avvenuto il delitto. La domanda che tutti si pongono è: chi aveva maggiore interesse a non far ritrovare il cellulare della vittima e forse anche il secondo coltello? Un quesito che si spera trovi presto una risposta. Elia Fiorindi intanto rimane in carcere. Di abuso d'ufficio parleremo tra pochissimo nel nostro dibattito politico con Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, Fratelli d'Italia, poi Alessandro Bisato, Partito Democratico, e Marcello Bano per la Lega. Ma intanto il Partito Democratico si è già detto diviso dopo lo stop all'abuso d'ufficio. Sindaci favorevoli, vertici contrari. Da Roma Elly Schlein avverte: così aumenta il rischio di corruzione. Sentiamo. Io mi schiero, perché il Partito Democratico sarebbe contrario, io però mi schiero con i sindaci del Partito Democratico. Le parole di Antonella Tocchetto esprimono chiaramente la spaccatura nel PD sull'abolizione del reato d'abuso d'ufficio promosso dalla riforma del ministro Carlo Nordio e approvato dal Consiglio dei Ministri. Se dai vertici del Partito Democratico, Elly Schlein in testa, si esprime contrarietà all'approvazione della riforma che aumenterebbe il rischio di corruzione, i sindaci del centro-sinistra si dicono soddisfatti non solo in Veneto, e nel partito c'è una netta divisione. Sono riforme che secondo me non devono avere grandi colori politici, le dovrò leggere perché non è che le sposo in toto, però spero che insomma nella riforma del dibattito parlamentare trovino una giusta soluzione, perché sono anche riforme di buonsenso e di civiltà giuridica. Chi per primo aveva invocato la riforma, il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, è soddisfatto per il superamento della norma. Schierati in prima fila, i primi cittadini si trovano a rispondere in prima persona in qualsiasi situazione. L'Associazione dei Comuni per questo chiedeva da tempo regole certe. Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, fa sapere Conte, rappresenta una tutela nei confronti di chi deve affrontare emergenze. Una riforma caldeggiata anche da parte del centrosinistra, per Antonella Tocchetto, esponente del PD di Treviso. Alcune cose, ripeto, come l'abuso d'ufficio, erano state caldeggiate anche dal centrosinistra. Erano contrari 5 Stelle, ma il Partito Democratico, ripeto, con i suoi sindaci era d'accordo, quindi vedremo cosa ne uscirà dal Parlamento, però alcune cose sono condivisibili anche dal centrosinistra. E allora continuiamo a parlare di politica. Atteso il congresso regionale della Lega tra pochi giorni a Padova, Sheraton blindatissimo contro il salviniano Alberto Stefani, l'asse Marcato-Manzato potrebbe far prevalere quest'ultimo. Domani è attesa una conferenza stampa. L'obiettivo per gli anti-salviniani è uno solo: battere Alberto Stefani a tutti i costi, anche se significa sacrificare sull'altare del congresso un nome come quello di Roberto Marcato. È il senso del tentativo di un accordo che, nelle intenzioni di chi sta tessendo la trama, vedrebbe unire l'ala trevigiana a quella padovana del Carroccio per far prevalere come candidato anti-Stefani l'ex sottosegretario Franco Manzato sull'attuale assessore regionale alle attività produttive. Patto necessario a raccogliere i voti chiave per sconfiggere il commissario in carica e con lui i salviniani. C'è stato anche un primo incontro tra i due un paio di giorni fa, ma nessuno ha deciso per ora di fare un passo indietro, tantomeno Marcato, da tempo in guerra con i vertici regionali e nazionali della Lega, e spesosi molto per una candidatura che fino a poco tempo fa dava per certa e che ora traballa. La sensazione però è che ben prima del voto di Padova del 24 giugno, questa ormai sì una certezza, la sfida per guidare il Carroccio regionale sarà ridotta a 2 e uno tra Manzato e Marcato dovrà rinunciare. La scelta del primo, trevigiano di Oderzo, accontenterebbe chi vuole arginare lo strapotere territoriale della Lega padovana, alla quale appartengono sia Stefani che Marcato, ed ha una figura considerata meno divisiva dell'assessore regionale,
che però può contare su un seguito importante. A giocare un ruolo decisivo dunque potrebbero essere le indicazioni dei big. Su Manzato premono nomi come quelli di Giampaolo Gobbo, Gianantonio Darè e, si dice, anche il segretario provinciale della Marca, Dimitri Coin. Difficile capire invece la volontà di Luca Zaia che, dicono i rumors in casa Lega, non appoggerebbe Marcato né tantomeno Manzato, mai legato a lui nonostante la provenienza territoriale, e quindi potrebbe anche spostarsi sul salviniano Stefani. Ma non potrà tenersi in equilibrio democristiano a lungo, dice un anonimo del Carroccio critico con il governatore, e almeno stavolta dovrà sporcarsi le mani. E adesso sentiamo le parole di Roberto Marcato, intercettato questa mattina a Piazzola sul Brenta dai colleghi della redazione di Padova. Sabato Lega al Congresso, Roberto Marcato correrà? Io farò domani una conferenza stampa dove comunicherò la mia scelta. Sto pensando a molte cose e quindi quando avrò finito di pensare, elaborare e ascoltare anche i miei più fidati consiglieri, prenderò la decisione che verrà comunicata domani. Ma è una Lega che arriva come, secondo lei, in ogni caso al Congresso? Ma è una Lega che arriva spaccata, questo è evidente a tutti. Sarebbe stato bello arrivare con una candidatura unitaria, così non è, così non sarà, ed è un peccato perché in questo momento storico in cui la Lega ha pagato uno scotto enorme alle ultime politiche e anche alle amministrative con Padova, Vicenza e Verona, dove si può perdere ma non essere umiliati. Noi siamo stati umiliati nei risultati, è evidente che arriviamo con grosse difficoltà e qui in un ambito come questo l'unicità di una candidatura sarebbe stato ovviamente non la soluzione di tutti i mali, ma avrebbe dato una forza importante. Non è stato così e quindi andiamo a Congresso. Anche perché europee l'anno prossimo e poi soprattutto regionali nel 2025. No, attenzione, l'anno prossimo sono le europee e noi arriviamo da un risultato che ha visto la Lega Veneta a fare il 49,9%. Poi ci saranno molto probabilmente le nuove province con presidenti politici, assessori politici, candidature di partito vere e la tornata, quella grossa, vera, dei comuni. L'anno prossimo è l'anno della politica. Dobbiamo attrezzarci se vogliamo dare una risposta importante. E ne parleremo tra pochissimo nel corso del nostro dibattito, ma intanto restiamo nel Padovano perché in Francia proseguono i lavori per la costruzione delle carrozze del nuovo tram di Padova. Tra poco ci collegheremo con la nostra Chiara Gaiani per il racconto dell'inizio dei lavori per la seconda linea del tram e dei primi disagi. Una delegazione di tecnici ha visitato le fabbriche di produzione. Andiamo in Alsazia. Una delegazione padovana ha visitato in Alsazia, nel nord-est della Francia, le fabbriche che producono i mezzi per le linee del tram e che devono garantire la consegna entro il 2026. Due i luoghi visitati, quello dove si trova lo stabilimento Alstom, dove vengono assemblate le parti tecnologicamente più elaborate come le batterie, e qui vengono anche verificati gli elementi e si sta realizzando il primo prototipo per la linea SIR 2. Nell'altro luogo invece attualmente in fase di conclusione la totale revisione dei mezzi destinati alla linea SIR 3. Siamo nello stabilimento di Duppenheim, lo stabilimento di prova della Alstom, dove prova il Translore e dove proverà tutti i mezzi che sono in costruzione per Padova, quindi sia SIR 3 che SIR 2. Fa veramente molto piacere perché abbiamo visto un grosso investimento da parte di Alstom. Dopo la fase di produzione delle singole parti ci sarà l'assemblaggio dei pezzi e ognuno verrà portato nella pista di collaudo, dove verrà sottoposto a 500 km di test prima di essere consegnato. Siamo molto felici di aver accolto i clienti padovani nei nostri stabilimenti. Attualmente abbiamo 5 veicoli sui quali stiamo facendo le prove e le nostre squadre stanno lavorando sui mezzi da consegnare a Padova nei tempi previsti. Qui in Alsazia ci sono 30 dipendenti completamente mobilitati sul progetto di Padova. Alstom France conta 12.000 dipendenti. Negli stabilimenti alsaziani ci sono attualmente oltre 130 persone. Per garantire la tempistica di consegna, già dal prossimo mese verranno assunte 20 nuove figure ad alta specializzazione. Restiamo a Padova. Iovi, Istituto Oncologico Veneto, grazie ai fondi del PNRR arriva un nuovo macchinario all'avanguardia, una nuova PET per la medicina nucleare.
Grazie alle caratteristiche tecnologiche di ultima generazione, a un sistema che garantisce una migliore risoluzione e accuratezza nelle immagini, consentirà una maggiore rilevazione delle piccole lesioni, riducendo anche la dose iniettata. Allo IOV di Padova, nell'unità operativa di medicina nucleare, è arrivata una nuova PET-CT. La nuova strumentazione è stata acquistata con i fondi PNRR ed è costata 2.600.000 euro, di cui 2,5 milioni di euro per l'apparecchiatura e 130.000 euro di lavori edili per la sua installazione. Per il direttore generale dello IOV, Patrizia Benini, l'impegno ad assicurare investimenti per il rinnovamento del parco macchine, anche grazie al supporto della Regione Veneto, conferma il percorso di sviluppo della struttura, finalizzato ad offrire ai propri assistiti prestazioni all'avanguardia, assicurando anche possibilità di studio e ricerca. Restiamo in ambito sanitario, hanno scelto di andare in ferie in Eritrea per aiutare i bambini, la scelta umanitaria di un gruppo di anestesisti dell'ospedale di Cittadella. Siamo in Alta Padovana. Niente mare o montagna, niente relax, le ferie per un gruppo di medici padovani sono state all'insegna della solidarietà. Gli anestesisti Guido Di Gregorio e Laura Frigo, rispettivamente direttore e dirigente medico dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Cittadella, e Valentina Fincati ed Elisa Furlani, specializzande di anestesia e rianimazione dell'Università di Padova, le loro ferie le hanno utilizzate per far del bene. Sono volati ad Asmara in Eritrea, 9 giorni di missione umanitaria in cardiochirurgia pediatrica, lavorando con un team di 24 professionisti. Abbiamo compiuto 14 interventi di cardiochirurgia pediatrica per cardiopatie congenite. La più piccolina, racconta il dottor Di Gregorio, è stata una bambina di appena 4 mesi e 5 kg di peso. Il lavoro dei medici padovani è sempre avvenuto in collaborazione con il personale medico ed infermieristico locale per dar loro l'opportunità di formazione e crescita. L'organizzazione di volontariato con la quale il team è partito è la Med Action Bambini con Elias. Torna l'allarme zecche nel nostro territorio, il bellunese, ma anche i territori della Pedemontana. È partita la campagna di prevenzione dell'ULS 2. Attenzione, c'è anche la possibilità di fare il vaccino. Ne abbiamo parlato con l'esperto. Indumenti di colore chiaro, idrorepellenti contro le zanzare, pantaloni lunghi sono le prime mosse per prevenire la puntura di una zecca. Della famiglia degli acari, questi esserini minuscoli praticamente invisibili stanno infestando i prati incolti e i boschi delle nostre montagne, ma sono presenti soprattutto in estate anche nei prati della Pedemontana. Dal Servizio Igiene Pubblica e Sanità dell'USL 2 è partita una campagna per informare gli escursionisti su come estrarre correttamente una zecca e su quali malattie questo animale può portare. Spesso non viene riconosciuta subito l'infezione e nel 60-70% dei casi, in genere dopo una puntura di zecca, se non viene rimossa in tempi precoci, quindi parliamo entro le 36 ore, se la persona è stata esposta in una zona a rischio, quindi dove sappiamo che le zecche sono infette, e se la rimozione non è avvenuta nel modo corretto, quindi ad esempio applichiamo dei prodotti sulla cute prima di rimuovere la zecca, è una cosa sbagliatissima perché la zecca rischia di vomitare, quindi di aumentare il rischio poi di infezione batterica. Così se rompiamo la zecca mentre la estraiamo, anche lì aumenta il rischio di infezione. La zecca è causa, oltre che della TBE, contro la quale esiste un vaccino, che è possibile fare presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, anche della borreliosi, malattia che si cura con antibiotici ma che non è così facile da riconoscere. In genere dopo un'infezione dal batterio, quindi dalla Borrelia burgdorferi, si può manifestare. È un segnale di allerta che dobbiamo considerare, perché vuol dire che c'è un'infezione sostanzialmente in corso. Quindi questa è una di quelle lesioni che non deve essere trascurata e deve essere trattata. Il 15% delle zecche presenti in montagna è infetto. Rimuovere la zecca in modo corretto entro le 32 ore permette addirittura di evitare la profilassi. Fondamentale diventa l'autocontrollo di sé e dei propri cari, dei propri animali, dopo un'escursione. È una cosa sicuramente da fare, bisogna farsi anche aiutare, perché la zecca ha delle aree anche preferenziali, no? Quindi ad esempio il cuoio capelluto, la parte posteriore delle gambe, nell'incavo, al polpaccio, e quindi controllando abbiamo la possibilità comunque di fare prevenzione. Allora, come promesso, andiamo dalla nostra Chiara Gaiani che ci chiede la linea. Il tema è ovviamente quello della SIR 3, i lavori sono partiti e con essi tornano evidentemente anche i disagi per la popolazione. Chiara, buongiorno.
Buongiorno da Padova, ringrazio il collega Federico Cibotto che è con me. Ci troviamo alla rotonda, vedete l'ospedale alle mie spalle, tra via Sografi, via Gattamelata che la interseca e poi via Giustiniani. Sono partiti di fatto ormai da circa 2 settimane i cantieri per la realizzazione di una delle 2 linee del tram su cui si sta lavorando. Questa linea è il SIR 3, quella che collegherà Volta Barozzo alla fiera. Con noi ringraziamo Liliana Gori. Come potete vedere, questa non è un'ora di traffico particolarmente difficoltosa, comunque la colonna, nonostante il mese estivi, la chiusura delle scuole c'è. È una situazione che voi riscontrate, registrate in tutta la città, Liliana Gori? Beh, a noi come associazione Non Rotaie arrivano le notizie un po' da tutta la città, quindi Ponte di Brenta, Chiesa Nuova, Sarmeola e quant'altro. Il fatto che a quest'ora, a scuole chiuse, ci sia questo traffico che è in parte giustificato da questi cantieri che sono aperti ovunque. Cantieri, ti ricordo, per i sottoservizi e non per posa rotaie, perché il progetto è ancora fermo con le 4 frecce. Quello che ci fa specie, perché io stessa stamattina ho dovuto raggiungere Piazzale Stazione in scooter e ho messo praticamente lo stesso tempo che ci mettevo con la macchina ancora 10 anni fa, tanto per fare un semplice esempio. Il fatto è che questi cantieri, secondo quanto dice l'amministrazione, dovrebbero partire in contemporanea, quindi Volta Barozzo Stazione e Rubano, Busa di Vigonza, andrebbe di fatto a bloccare completamente la città. L'esempio, questo è solo un anticipo, in maniera molto semplice lo vediamo adesso in questa zona che è sempre stata molto trafficata e che non è diminuita l'utenza, anzi sembra che siano più concentrati, ma non credo siano più macchine, ma è solamente un traffico veicolato costretto a girare nelle stesse strade. Ecco, giusto per dare qualche indicazione a chi non è di Padova, quella in cui ci troviamo è la circonvallazione interna della città, quella che viene usata sostanzialmente dal traffico proprio che si dirige verso il centro cittadino. E i cantieri a cui faceva riferimento Liliana Gori fanno riferimento alle 2 linee del tram su cui l'amministrazione di Padova è al lavoro. SIR 3 ve l'abbiamo detto prima, da Volta Barozzo alla stazione. SIR 2 invece la linea più lunga finanziata dai fondi del PNRR che dovrebbe collegare, come diceva appunto Liliana Gori, Rubano a Busa di Vigonza. Questa opera soprattutto il SIR 3 passerà proprio nel cuore della città. Una linea del tram passerà proprio qui dove siamo noi, teniamo conto appunto che abbiamo l'ospedale alle spalle. Sì, una linea che è quella che collega Volta Barozzo alla stazione, che passa praticamente dentro il quartiere di Volta Barozzo, quindi non strada principale, una parte, che passa attraverso la ciclopedonale, che anche lì stanno rovesciando completamente tutto, quindi ci sarà un taglio di alberi e via dicendo, proseguirà fino ad arrivare a questa rotonda, che è la rotonda di Gattamelata, che è quella dell'ospedale, che è un nodo importantissimo. Ricordo che è stata la prima rotonda costruita a Padova, che è stata anche centro di tante polemiche, ma che ha portato via un sacco di traffico che era causato dai semafori, dove da progetti un momento la vediamo annullata, un altro momento la vediamo attraversata da questo mezzo. Quindi sarà anche da capire se hanno fatto modifiche a questa rotonda. Certo che sarà necessario reinstallare un semaforo in questa rotonda, quindi torneremo ai primi anni 2000, se non un po' prima. Ecco, noi saremo ovviamente a vedere. D'altro canto l'amministrazione continua a presentarci questo progetto che viene chiamato appunto progetto Smart, che permetterà un collegamento veloce in tutta la città. Nel frattempo comunque avremo anni di cantieri qui, perché i 2 progetti, e con questo chiudo, 2025 è prevista la chiusura 2026. Per il SIR 3 e 2026 per il SIR 2025 e 2026. Ecco, allora ringraziamo intanto Liliana Gori e da Padova ritorno a ringraziare anche il collega Federico Cibotto. Restituisco la linea allo studio. Grazie. Grazie alla nostra Chiara Gaiani. Allora noi ci fermiamo tra pochissimo qui in diretta per aprire il dibattito politico, tanti temi ovviamente caldi di questi giorni, quindi vi aspetto.
Prima edizione, ben ritrovati ancora, buon lunedì. La cronaca in testa a questa edizione dei nostri notiziari. Poi, come annunciato, il dibattito politico per toccare i temi caldi di questo momento. Il primo è quello che in qualche modo vi riproponiamo con il sondaggio di Ring di questa sera. Allora vi facciamo rivedere il quesito del quale si dibatterà evidentemente anche con gli ospiti di Ferdinando Avarino. Giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni? Sapete che avete i due contatti, lo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 per il no. E qui andiamo alla riforma della giustizia, la riforma Nordio. Inizio con il presentarvi gli ospiti del nostro dibattito. In studio mi ha appena raggiunto Claudio Borgia, buongiorno. Grazie per l'invito. Fratelli d'Italia, grazie a lei. Collegamento con Marcello Bano, Lega. Buongiorno Marcello. Buongiorno, ciao Claudio. Ciao, buongiorno Marcello. So che ormai insomma, attraverso i nostri dibattiti siete diventati amici, certo. Insomma, ecco, vedi bene. Vediamo se si può dire lo stesso anche con Alessandro Bisato, ma insomma con Marcello Bano vi conoscete bene. Alessandro, buongiorno, grazie, Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Grazie a voi per aver accettato questo invito. Abbiamo diversi temi, partirei dal primo, le intercettazioni, più in generale la riforma della giustizia, quindi intercettazioni, giusto limitare la pubblicazione, e poi c'è anche l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio che sta facendo un po' litigare il Partito Democratico, e qui poi ci concentreremo con lei, Bisato. Partiamo da Borgia. Insomma, ovviamente voi siete favorevoli alla riforma Nordio. Assolutamente sì. Ci spiega perché è giusto? Beh, innanzitutto perché credo che in questo paese ci voglia, e la si auspica da molto tempo, una riforma in senso garantista della giustizia che metta, come dire, dei principi fondamentali al centro del dibattito sul tema della giustizia, e è da troppo tempo che si parla di una riforma che serve a questo paese, soprattutto per come dire, velocizzare i tempi della giustizia e soprattutto per puntellare alcune questioni fondamentali come quella di cui stiamo dibattendo oggi, quindi per esempio l'abuso d'ufficio e anche il tema delle intercettazioni, che hanno visto in questi ultimi 30 anni di Repubblica una situazione talvolta un po', come dire, paradossale. Cosa intendo per paradossale? Intendo che molto spesso è successo che vengano utilizzate le intercettazioni anche a scopo politico, talvolta, e questo è capitato. Non lo dico io, che come dico sempre sono un vice sindaco di campagna, ma lo ha detto l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e insomma qualche mese fa è stato scoperchiato quello scandalo che ha coinvolto tantissimi magistrati. Ricordo che qui il tema non è ovviamente del lavoro egregio che svolgono i magistrati, ma di cercare di mettere e di fare chiarezza e soprattutto di puntellare la giustizia. Ha visto però che ieri l'Associazione Nazionale Magistrati ha detto: attenzione, noi abbiamo il diritto-dovere di dire la nostra. Certo, assolutamente, però ricordiamo tutti che esiste la separazione dei poteri, quindi il potere giudiziario è in mano alla magistratura che lo esercita. Allo stesso modo chi fa le leggi è il Parlamento, e che è sovrano, per cui certo devono intervenire, devono dare un contributo, sicuramente saranno e sono stati ascoltati. E poi soprattutto vorrei ricordare che il ministro Nordio, trevigiano doc, è un magistrato, è stato un magistrato, quindi chi meglio di lui? Questo fa la differenza. Assolutamente, un magistrato tra l'altro che ha condotto delle importantissime indagini, ha portato e è stato, come dire, uno dei principi, no, all'interno di tantissime procure, ha svolto il proprio ruolo in modo egregio, è riconosciuto da tutti, quindi insomma una persona equilibrata, un liberale vero. E ecco, il tema delle intercettazioni è un tema focale. Bene ha detto il dottor Nordio riguardo appunto a determinati reati, cioè non ci sarà nessun tipo di limitazione per i reati, per esempio sul terrorismo, sulla mafia, sui reati di una certa importanza. È ovvio infatti che è una limitazione, no? Certo, assolutamente. Non è una limitazione
nel caso in cui, come abbiamo visto, negli ultimi anni il tema delle intercettazioni è stato un tema talvolta distorto e, come dicevamo prima, cioè non è possibile in uno Stato civile e democratico che determinate intercettazioni anche di persone non indagate che discutono con invece altri indagati possano finire su TV, giornali, radio. Ecco, non fa parte di uno Stato civile. Ecco. Esatto, cosa dice lei di questo? E dopo le chiedo anche di intervenire sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che sappiamo aver diviso particolarmente il Partito Democratico tra direzione, diciamo, i primi cittadini. Quasi quasi io partirei più da questo, cioè sì, da questo secondo punto, perché mi pare dirimente. La questione è questa: è chiaro che se noi, io ho fatto il sindaco prima di Marcello Bano per 10 anni, se il tema dell'abuso d'ufficio è il bambino che mette il dito nell'intercapedine tra una porta e la serratura e per la conseguenza diretta viene rinviato a giudizio anche il sindaco, obiettivamente siamo non tutti d'accordo, ancora di più, nel dire che probabilmente in quella norma c'erano delle fattispecie che andavano modificate. Perché lo collego però al primo punto? Perché io mi aspetto che questa riforma, che è attesa da tanto, con un ministro dichiaratamente considerato da tutte le parti come dire, assolutamente competente per il ruolo che aveva avuto prima di fare politica diretta, abbia l'accortezza di sentire tutte le parti in campo e per capire se sia il caso di non far percepire all'opinione pubblica in certi casi che un conto è togliere tout court una fattispecie di reato, un'altra è circoscriverla. Così spero che l'esempio sia stato dovuto, quello che ho fatto in precedenza. E vale, quindi, ripeto, l'abuso d'ufficio quando stiamo parlando di qualcosa che ti arriva tra capo e collo per il semplice fatto che tu svolgi una funzione. Altro conto è l'abuso d'ufficio, ricordo che in profondità vuol dire quando tu fai dei provvedimenti che possono aver portato beneficio a qualcuno e lo fai, come dire, estremizzando una norma o un provvedimento amministrativo. La stessa cosa vale nel rapporto tra magistratura e politica. Io sono d'accordo che andassero portate delle modifiche anche sulle intercettazioni, ma di qui a dire, ed è la cosa su cui sottolineo una mancanza di, come dire, di un po' di rispetto istituzionale, anche se mi è permesso in queste ultime ore. Il Ministro sta facendo bene, però non deve associare questa modifica delle norme, ad esempio, al fatto che sia mancato da qualche giorno Silvio Berlusconi, che quindi sia indirettamente quasi una risposta a quesiti che da anni venivano posti dalla politica sopra il tavolo. Non so se sono chiaro. Sì, tra l'altro devo dire che l'Associazione Nazionale Magistrati ieri ha intravisto in questa riforma anche dei profili di incostituzionalità, poi insomma cercheremo di capire, però è stato intravisto anche questo. Tra l'altro lei, Bisato, insomma, è stato primo cittadino, ha avuto la segreteria del Partito Democratico, quindi lei ha, come dire, vestito entrambe le vesti, no? E quindi ci può raccontare veramente da dentro la reazione poi che ha avuto l'opposizione a questa riforma. Bano, sono da lei intercettazioni e abuso d'ufficio, anche lei primo cittadino. Io comincerei proprio dall'ultima l'abuso d'ufficio, e magari farei l'esempio proprio di un caso specifico di un sindaco del PD, Giordani, per esempio sulla Curva, dove, perché diceva ai suoi dirigenti di fare in fretta, è stato indagato per abuso d'ufficio. E questo è sbagliato, ma questa è una battaglia, secondo me, questa è la riforma, di togliere l'abuso d'ufficio, che è una battaglia che non ha colori politici, perché tant'è che anche i sindaci del PD sono assolutamente d'accordo, perché che responsabilità ha un sindaco
se gli dice a un dirigente di fare in fretta, oppure se un bambino si fa male con la porta. Cioè, i sindaci purtroppo sono dell'indagine che ha visto coinvolto il sindaco di Padova Giordani per lo stadio, ad esempio? Esattamente, sulla curva dello stadio, perché diceva fate in fretta, finite in fretta, cioè quello che faccio io tutti i giorni quando vado nei cantieri, cioè cos'è? Abuso d'ufficio, perché gli dico che devono rispettare un cronoprogramma, che bisogna che finiscano i lavori in base al contratto, all'appalto, cioè cos'è? Un abuso d'ufficio? E allora a questo punto qua arrestatemi e indagatemi anche me, cioè non riesco veramente a capire. Tra l'altro è una cosa che esiste solo nel nostro paese, è sbagliato, è completamente sbagliato, dopodiché i sindaci sono sempre tra l'incudine e il martello, tra l'abuso d'atti d'ufficio e il procurato allarme. Cioè, allora bisogna mettersi un attimo d'accordo sul ruolo del sindaco e soprattutto tutelare gli amministratori, tutelare nel rispetto della giustizia, però tutelare gli amministratori. Ora, invece, per quanto riguarda invece le intercettazioni, è fuori di dubbio che nei reati più gravi, terrorismo, mafia, eccetera, e in tutti gli altri, è giusto utilizzare le intercettazioni telefoniche, ambientali, eccetera. È vergognoso però che intercettazioni che nulla hanno a che fare con certi filoni di indagine vengano sbattute sui giornali e che magari riguardano, faccio anche qua un esempio concreto, quello tra quello che diceva Zaia con un suo dirigente, viene messo sul giornale e viene raccontata una storia. Ecco, quello non aveva nulla a che fare con il filone dell'indagine, era gossip puro, ed è, secondo me, ora di finirla anche con il guardare dalla serratura della camera da letto, sul privato, andare sul privato. Io lo trovo assolutamente sbagliato, poco rispettoso delle persone. E dopo, l'ultimo, e mi taccio, è giusto confrontarci con i magistrati, con l'Associazione Nazionale Magistrati, l'ANM, ma è sbagliato che a scrivere le leggi siano i magistrati. A scrivere le leggi deve essere il Parlamento, dopo aver condiviso, aver sentito questo dai magistrati, e devono fare delle leggi perché la giustizia funziona, ma non deve farlo i magistrati. Questo è un'altra cosa che è sbagliata, perché i poteri devono essere divisi, quello giudiziario, da quello legislativo, da quello esecutivo. Allora, vi voglio sfidare su un altro tema, tocchiamo tanti argomenti perché è stato un weekend molto ricco. È stato ricco perché a Treviso c'è stato il Pride, che c'era stato anche a Padova e voglio ricordare ha visto una nutrita presenza dell'amministrazione comunale, insomma, tra i manifestanti. C'erano un po' tutti, tra sindaco, vice sindaco e assessori, cosa che invece non è accaduta qui a Treviso. Il sindaco Mario Conte ha detto credo che si debba aprire un dialogo su alcuni temi, ad esempio le adozioni e i matrimoni, ma su altre cose non sono d'accordo, e comunque hanno vietato ai consiglieri di minoranza che avevano chiesto di indossare la fascia di consiglieri alla sfilata, hanno vietato di indossarla. Allora, chiedo un passaggio a tutti su questo. Il Pride, che cosa significa oggi il Pride? Manifestare per i diritti, la presenza, l'assenza della politica ha un significato? Guardi, intanto credo che insomma, nel 2023 ci siano diritti nei confronti insomma, degli omosessuali, ma in generale insomma non ci sono diritti negati. Non credo ci siano diritti negati, e ovviamente rispetto a 30 anni fa sono stati fatti in questo senso dei passi da gigante, per cui mi sono confrontato nelle ultime settimane, ma in generale anche con qualche amico che la pensa diversamente, e ci siamo confrontati. Ecco, io penso che il Pride, che è nato più credo di 30 anni fa, mi pare a New York in America, ma potrei sbagliarmi, comunque in America, nasceva dalla volontà di ovviamente chiedere più diritti quando quei diritti non c'erano. Oggi quella funzione, secondo me, soprattutto nel nostro paese,
è via via andata scemando e purtroppo il Pride oggi, mi dispiace dirlo, mi sembra più tante volte in alcune scene che ho visto, in alcuni cartelli che ho letto, in alcuni atti che ho visto, una carnevalata e perde di tutta la funzione dei diritti che chiedono invece gli omosessuali su determinati, ma in generale anche insomma gli altri su determinati temi. Tra i temi, Borgia, mi perdoni se la interrompo, però tra i temi oggi c'era l'altro ieri c'era anche quello portato dalle famiglie arcobaleno sulla registrazione all'anagrafe di figli di coppie arcobaleno, registrazione che poi di fatto attraverso la circolare del ministro Salvini è stata bloccata e ci sono un sacco di famiglie di Padova che hanno dovuto e dovranno presentarsi in tribunale. C'era anche questa rivendicazione in quel corteo. Guardi, questo è un tema sicuramente delicato. È bene dire però che bisogna rispettare sempre la legge, non può valere come dire a fasi alterne, no? Anche tant'è che questa situazione si è venuta a creare anche in realtà dove i sindaci sono di centrosinistra, perché quando si indossa la fascia tricolore si rappresentano le istituzioni e si fanno rispettare le leggi. Detto questo, ci sono alcune questioni su cui anche all'interno del centrodestra c'è un dibattito, ci sono posizioni differenti. Io per essere molto chiari sono amico di Mario, abbiamo discusso anche in passato privatamente del tema delle adozioni, ma io la penso in modo totalmente diverso rispetto a Mario. Sì. Lei non affiderebbe un bambino che si trova in un istituto a due papà? Il tema invece è bisogna cercare di partire alla fonte, no, del problema. Primo, oggi per chiunque, a partire dalle coppie eterosessuali, avere in adozione un bambino è qualcosa di incredibile. C'è una burocrazia, ci sono delle tempistiche che sono fuori. Quindi lei dice partiamo da qua. Certo, partiamo da questo, cerchiamo di sveltire queste pratiche, capiamo poi quanti bambini rimangono realmente in un istituto, perché tante volte succede che moltissime famiglie si rivolgono all'estero, vanno in Ucraina, che è come dire, lo sappiamo tutti, vanno nei paesi dell'est, perché ovviamente lì la situazione è diversa, la situazione è più agevole e quindi capite bene che bisogna partire da questo. Dopo si può dialogare, ma se non partiamo da questo, dopodiché questo è un problema non politico ma un problema di coscienza. Sul tema per esempio dell'utero in affitto io sono assolutamente, e della maternità surrogata, anche su questo fronte io sono completamente in disaccordo. Allora, vorrei sentire i suoi colleghi su questo. Bisatto, Partito Democratico, cosa ne pensa? La partecipazione dell'amministrazione comunale di Padova al Pride, tra l'altro è stato proprio Giordani a registrare questi bambini nati insomma, con due mamme o con due papà. Cosa ne pensa di quello che ha appena detto Borgia? Guardi, io prima di tutto penso che sia una questione generazionale. La nostra generazione sta ancora ponendo il tema se sia il caso di fare il Pride, di vederci questo o quello. Se il sottoscritto, Marcello Bano, e non conosco la situazione di Borgia, ma parlo dei miei figli, dei figli che conosco, se gli parliamo di questo tema, sono 300 metri più avanti di quello che potremmo essere noi. Cioè non è più una questione da porre all'orizzonte della politica, è un dato di fatto. Ci sono, tutte le persone hanno il diritto di esprimersi come vogliono e di fare quello che credono in ambito sessuale, di relazioni interpersonali. Ma questo io siamo credo. d'accordo, E la piazza in questo senso è assolutamente trasversale. È l'unica cosa che in questo momento non sta capendo il centro-destra, è che non ci sono esponenti politici solo del centro-sinistra, ma ci sono persone che votano in tutte le estrazioni possibili e immaginabili. Fatta questa premessa, che è, ripeto, generazionale e metodologica, perché, ripeto, confrontiamoci con i giovani che hanno dai 20 in giù e chiedetegli cosa pensano. Detto questo, io penso che l'amministrazione comunale di Padova abbia fatto non bene ma benissimo a considerare che
più diritti a qualcuno non vuol dire toglierli a qualcun altro, quindi io sono per implementare assolutamente i diritti delle coppie che hanno figli, delle coppie omosessuali, ci sono i diritti civili, ci sono le unioni civili, ognuno di noi da sindaco ha avuto l'occasione, io almeno, di celebrare unioni civili, sono in maniera dignitosa, rispettosa dell'ambiente, della norma, di tutto, e quindi è un falso problema, è veramente un falso problema. E per chiudere, vedo che ci sono degli esponenti in altre città, in particolare anche il sindaco Conte, che prova timidamente a dire quello che in cuor suo pensa, ma sa che deve usare una metodologia da cerchio bottista, per cui un colpo alla botte e un colpo al cerchio per tenere insieme tutto. Perché, ripeto, la società è più avanti di quello che i politici in Italia, in particolare di centrodestra, vogliono propinare all'opinione pubblica. Ma secondo lei l'assenza o la presenza di un'amministrazione comunale però è un fatto, no? È ancora una notizia? Quella è ancora una notizia, purtroppo. E penso però che con l'andare delle nuove generazioni non sarà nemmeno più una notizia, perché, ripeto, è difficile distinguere dentro il corteo di Padova o di Treviso e stabilire che tutte quelle persone sono di un unico orientamento politico, come non sono tutte di un unico orientamento sessuale, che abbiano la possibilità di essere liberi, altrettanto è dal punto di vista politico, e quindi è, come dire, uno sguardo rivolto all'indietro, quello di chi pensa di coccolare ancora una parte dell'elettorato, non manifestando direttamente o cercando di dire sì ma. Bano, chiedo a lei un passaggio su questo. Ha visto, insomma, il collega Conte non si è presentato al Pride, non c'era nessuno diciamo della maggioranza, però insomma si è detto in ascolto. E poi tra l'altro a Treviso, le lancio un po' questo sasso, ci sono stati diversi istituti di scuole superiori che hanno acconsentito a cambiare nel registro, cioè a dare il via libera alle famose carriere alias, cioè ragazzi che nascono uomo o donna e non si sentono più tali. Alcune scuole, 2 in particolare del Trevigiano, hanno acconsentito a far partire la loro carriera alias, cioè a cambiare il nome sul registro. Anche questo sul Trevigiano ha fatto molto discutere. Posso chiederle un passaggio su questi temi? Allora, fermo restando che sono dei temi etici, partiamo dal presupposto, io dopo le rispondo anche a questo. Sì. Torniamo al discorso del Pride. Il Pride è una manifestazione legittima, politica, però di parte, cioè non rappresenta tutto il mondo omosessuale, cioè una parte del mondo omosessuale che non si riconosce in questa manifestazione, ma questa fa parte di varie sensibilità che devono essere rispettate. Per quanto riguarda invece, vado in sequenza, l'iscrizione anagrafica dei bambini da genitori dello stesso sesso, secondo me è giusto applicare la normativa coerente. Se ci sono 2 persone dello stesso sesso che vogliono essere genitori del bambino o della bambina, è giusto che facciano un percorso che fanno anche le famiglie eterosessuali, cioè quello dell'adozione. Non si può stravolgere la natura dicendo che quella figlia, che non è vero, è frutto di 2 mamme o di 2 papà, perché in natura non esiste una mamma, esiste un papà, cioè chi l'ha generata e due persone di sesso diverso che l'hanno generata, dopo uno che lo può riconoscere, un altro non lo vuole riconoscere, sono altre questioni, ma non si può stravolgere la natura. Quindi c'è un percorso, secondo me, che gli amministratori devono giustamente, in maniera anche naturale, devono aderire. Cioè, quindi possono tranquillamente avere 2 papà, 2 mamme, basta che facciano un percorso di adozione, perché domani mattina queste 2 persone si separano, come succede anche nelle coppie eterosessuali. Cosa succede? Che non è più il papà, non è più la mamma, cioè siamo alla follia, cioè, quindi dobbiamo mettere un po' di ordine. Per quanto riguarda invece l'alias,
questo è un tema dove ha ragione il consigliere Bisato a dire che i nostri figli sono più avanti, perché è già successo anche nelle scuole dove ci sono, dove vanno le mie figlie, e anche in tenera età. Però c'è un tema abbastanza delicato. Siamo certi che i ragazzi abbiano la consapevolezza della propria identità di genere? Mi spiego bene. Un bambino, che anche qua lo dico per esperienza diretta, che i genitori incominciano a vestire da femminuccia, eccetera, a 8 anni, 9 anni, 10 anni, eccetera, perché gli piace giocare con le bambole. C'è problema di collegamento con Marcello Bano, vediamo se diamo a Marcello Bano il tempo di ricollegarsi, e io aggiungo allora, insomma, come ingrediente al ragionamento di Bano il fatto che diciamo, per supportare queste carriere alias sia stato chiesto l'intervento di uno psicologo e la maggiore età dei ragazzi, quindi non soltanto la richiesta semplice di un ragazzo magari non ancora maggiorenne, ma l'accompagnamento, ecco, verso la carriera alias che sia in qualche modo supportato da un aiuto psicologico e anche evidentemente dalla famiglia. Questo so che era un'altra delle questioni legate alle carriere alias. Diamo il tempo a Bano di collegarsi e torniamo allora da lui su questo tema. Passo alla politica vera e propria con diciamo, quello che sta accadendo. Oggi c'è la direzione del Partito Democratico, quello che è accaduto nel raduno del Movimento 5 Stelle dove è arrivata Schlein, e la morte di Berlusconi è esattamente una settimana fa, perché Berlusconi è morto lunedì scorso, e un attimo che mi dicono che forse Bano è collegato, e allora se Bano è tornato gli lascerei chiudere. Sindaco, mi sente? Eccolo. Scusate, è saltata la linea. No, ci siamo, prego. È corretto questo percorso da maggiorenne, cioè dove c'è una consapevolezza, per me una consapevolezza e non da minorenne, perché tutti noi, cioè, almeno io personalmente ho visto persone che cambiavano idea e che alla fine è un percorso, cioè un momento molto delicato, quello dell'adolescenza, eccetera, dove secondo me bisogna essere anche consapevoli che diciamo, la differenza di genere, il sesso è reale, cioè, ci sono i maschietti, ci sono le femminucce, dopo uno deciderà fare un percorso diverso, ma quando ha la consapevolezza della propria identità. Quindi lei dice la definizione dell'orientamento richiede una forma di consapevolezza che di fatto fa già parte della maggiore età, insomma non può avvenire quando si è così giovani. Chiarissimo, io adesso entro proprio nel cuore del tema politico, resti con noi Bano, perché oggi è una settimana esatta dalla morte di Berlusconi, quindi con lei Borgia vorrei parlare di questo. Non più di un paio di giorni fa Giancarlo Gentilini, leghista doc, disse: sono spaventato perché la morte di Berlusconi, come dire, Berlusconi teneva a braccetto Fratelli d'Italia e Lega, li faceva dialogare. Sono preoccupato che cosa succederà adesso nell'alleanza del centrodestra. Rischia Forza Italia di perdere il suo vertice, di non avere insomma, la possibilità di trovare un leader tale quale a Berlusconi. Lei pensa che l'alleanza di centrodestra è a rischio o in qualche modo? No, assolutamente no, perché è ormai dal 1994, da quando quindi Berlusconi ebbe quella straordinaria idea, è da lì che io lo considero un visionario, di federare il centrodestra, quindi gli allora cosiddetti reietti del movimento sociale che erano fuori dall'arco costituzionale, che è la mia tradizione politica, la tradizione a cui appartengo, e gli allora indipendentisti della Lega, quindi sparuti gruppi del nord, è riuscito a federare il centrodestra, a portare al governo questi tre
partiti, quindi Alleanza Nazionale, la Lega e Forza Italia, e ormai dal 94 con i vari cambi di sigla insomma dei vari partiti, governiamo nella stragrande maggioranza dei comuni in Italia, governiamo nelle regioni e governiamo il paese, quindi ormai da più di 30 anni. Quindi nessun terremoto con la morte del leader. Non solo nessun terremoto, ma ormai siamo grandi e vaccinati per poter camminare e poter continuare questa alleanza, anche perché i leader di oggi si sono formati negli ultimi 30 anni, e quindi Salvini, la Meloni e ovviamente i giovani esponenti di Forza Italia hanno compreso in questi anni cosa significa e quanto sia importante il centrodestra, e oggi saldamente governiamo il paese e lo governeremo, spero, per i prossimi anni a venire. Lo facciamo con intanto la considerazione, la consapevolezza di dare ai cittadini delle risposte, e la gente ci vota, il popolo, gli italiani ci votano, soprattutto dai comuni alle regioni allo Stato, quindi alla nazione, perché siamo in grado. La dialettica interna per il congresso della Lega? Certo, ovviamente da alleato guardo e però non metto il becco, perché ho rispetto degli alleati e non vorrei mai che qualcuno mettesse il becco in casa mia, e auguro a loro una bellissima dimostrazione di democrazia, perché fare un congresso è sicuramente, ci sono delle fibrillazioni, no? Però è sicuramente una dimostrazione di democrazia e di, insomma, senso della realtà, di partecipazione, di coinvolgimento, quindi insomma penso che sicuramente ci saranno delle fibrillazioni, ci sarà un dibattito interno, ormai c'è da molto tempo, ma sicuramente servirà a loro per capire che strada vogliono intraprendere. Telegrafico, la partecipazione, questo avvicinamento del Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, cosa buona o cosa negativa per voi? Per noi credo che sia una cosa buona, nel senso che ci permetterà di governare per i prossimi 10 anni. Fermo, forse che adesso di più. chiedo a Bisatto. Bisatto, le è piaciuto vedere Schlein partecipare all'ultimo evento del Movimento 5 Stelle? Ma io personalmente avrei fatto qualcosa di diverso, però rispetto assolutamente il mio segretario. Adesso ci sarà una dialettica interna e si capirà qual è il fronte da seguire con maggior forza. Ci aiuta a capire cosa sta succedendo, Bisatto? Oggi c'è la direzione, ci aiuta a capire cosa sta succedendo nel PD? Ma io non sono in direzione, quindi non sono in grado di dire cosa succederà oggi pomeriggio. Io so che c'è stata un sistema democratico previsto in precedenza l'elezione di un nuovo segretario, che dichiaratamente rispetta forse il volere di chi si è approcciato ai gazebo per le primarie aperte, ma poco o nulla a quello che era il sentire degli iscritti, perché aveva dichiaratamente vinto Bonaccini. Però questo siccome le regole erano previste in precedenza, non va assolutamente messo in secondo piano e contestato. L'importante è che il Partito Democratico continui ad essere la casa di tante sensibilità che messe assieme avevano l'ambizione in origine di rappresentare la maggioranza del paese, cosa che poi si è rivelata, come dire, infondata, perché in svariati voti non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, ma, come dire, gli alti e bassi fanno parte della politica, riguardano anche gli interlocutori che ho sia in studio che da casa, cioè sia Fratelli d'Italia che la Lega. La cosa che un po' mi lascia perplesso sull'attuale situazione è che come dire, si faccia il paio solo con alcune situazioni e non si provi ad aprire un ragionamento anche con altri, con parti della società più che con i costituiti. Io non parlo degli altri, ma se mi viene chiesto, in particolare di cosa succederà nel centrodestra, mi pare che fino alle europee non succederà nulla. E il vero pericolo, come dire, pericolo visto dal lato del centrodestra, ma è un pericolo positivo perché vuol dire sempre essere con tanti voti a favore, è che Fratelli d'Italia
si vada progressivamente a mangiare un pezzo anche di Forza Italia. Ecco, però queste sono questioni che dirimeranno loro e non sono certo in grado di dire io. Per quanto mi riguarda, io spero che ci sia una prospettiva che tenga conto, come avviene in alcune città, esempio concreto di 15 giorni fa a Vicenza, che è possibile mettere insieme i riformisti con chi ha più in mente la transizione ecologica, con chi non vuole lasciare indietro nessuno, e però coerentemente trovano una formula che tiene conto anche del sistema produttivo di questo paese e di questa regione, cosa che non sempre mi pare da Roma sia colta come punto di favore. Non rincorriamo il precostituito, ma costruiamo percorsi nuovi. Chiarissimo. Bano, sono da lei... Se posso però... Sì. Prego, scusi. No, volevo dire che a parte un inciso dovrei lasciarvi, quindi se sarei... Io mi sono accertata di vedere se le foglie che si vedevano dal suo finestrino erano in movimento, temevo che lei stesse guidando, ma insomma poi ci siamo accertati che lei fosse fermo. Sono fermo e immobile, questo lo può testimoniare lei vedendo il video. Esatto, la lasciamo andare. Grazie Alessandro Bisatto, Partito Democratico, grazie. Buona giornata, saluti. Arrivederci, grazie per essere stato con noi. Marcello Bano, allora partiamo da il Partito Democratico che prova ad avvicinarsi al Movimento 5 Stelle con questa Schlein che fa capolino, e poi arriviamo alla figura, al ruolo di Berlusconi all'interno dell'alleanza di centrodestra. È bene per noi, nel senso che è un abbraccio mortale per loro, e quindi noi, se va avanti così, governeremo non solo per i 10 anni, diceva giustamente Claudio, ma probabilmente per i prossimi 20 anni, perché citando l'esempio che faceva il consigliere Bisatto, su Vicenza possa mai vincere non volendo la Schlein. Sì, esatto. Cioè una parte allora io non ho mai visto un partito, prima non ho mai visto un partito dove fanno votare i non iscritti, già questo è una cosa che non sta né in cielo né in terra e che ha completamente stravolto l'esito del congresso, perché se si voleva vincere a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale, bisogna andare assolutamente al centro, e quindi la parte cattolica riformista è stata completamente tagliata fuori per una parte assolutamente estremista, tra l'altro occupata in parte anche dai 5 Stelle. E questo secondo me li sta penalizzando in maniera importante, meglio per noi. Per quanto riguarda invece la coalizione di centrodestra, secondo me è più forte che mai. Ci saranno sicuramente dei travasi tra i vari partiti, però sempre all'interno della coalizione che è molto compatta, tanto più adesso che non c'è più Berlusconi, dove è vero che ha creato il centrodestra e nel suo nome c'è assolutamente una continuità da parte di tutti i partiti che gli devono riconoscenza e una visione che la coalizione di centrodestra sta portando avanti. Il tema, per esempio sentivo parlare anche di europee, secondo me non è tanto su Fratelli d'Italia, la competizione su Fratelli d'Italia, ma su quello che farà Forza Italia in Veneto, che io guardo con molta attenzione, perché là abbiamo un tale Flavio Tosi, lui di politica sul territorio la sa fare, la sa fare, è inserito perfettamente, conosce benissimo quello che avviene in Lega, quello che succede in Fratelli d'Italia, eccetera, e sa fare politica. Quindi il vero, secondo me, competitore interno, parlo del Veneto, sarà proprio Forza Italia con Flavio Tosi. Senta, le faccio sentire l'intervista che hanno raccolto i colleghi di Padova a Roberto Marcato proprio questa mattina alla Piazzola sul Brenta. Parla del congresso e lancia la conferenza stampa che farà domani. Gliela faccio ascoltare. Sabato Lega al congresso, Roberto Marcato correrà? Io farò domani una conferenza stampa dove comunicherò la mia scelta. Sto pensando a molte cose e quindi quando avrò finito di pensare, elaborare e ascoltare anche i miei più fidati consiglieri, prenderò la decisione che verrà comunicata domani. Ma è una Lega che arriva come, secondo lei, in ogni caso al congresso?
Ma è una Lega che arriva spaccata, questo è evidente a tutti. Sarebbe stato bello arrivare con una candidatura unitaria, così non è, così non sarà, ed è un peccato perché in questo momento storico in cui la Lega ha pagato uno scotto enorme alle ultime politiche e anche alle amministrative con Padova, Vicenza e Verona, dove si può perdere ma non essere umiliati. Noi siamo stati umiliati nei risultati, è evidente che arriviamo con grosse difficoltà e qui in un ambito come questo l'unicità di una candidatura sarebbe stato ovviamente non la soluzione di tutti i mali, ma avrebbe dato una forza importante. Non è stato così e quindi andiamo a congresso. Anche perché europee l'anno prossimo e poi soprattutto regionali nel 2025. No, attenzione, l'anno prossimo sono le europee e noi arriviamo da un risultato che ha visto la Liga Veneta a fare il 49,9%. Poi ci saranno molto probabilmente le nuove province con presidenti politici, assessori politici, candidature di partito vere e la tornata, quella grossa, vera, dei comuni. L'anno prossimo è l'anno della politica. Dobbiamo attrezzarci se vogliamo dare una risposta importante. So che Marcello Bano, so che lei è molto legato a Roberto Marcato, avete un'anima molto simile, come commenta le sue dichiarazioni? Che succederà sabato? Insomma, so che non si potrà sbottonare più di tanto, ma ci proviamo. Allora, sottoscrivo tutto quello che ha detto Roberto, è giusto secondo me parlarne domani, una volta che faremo alcuni ragionamenti, cioè quindi è inutile che dica cosa succederà domani, lo dirà lui. Io posso solo dire una cosa, è una fase congressuale molto delicata dove comunque vada vincerà un leghista, dove il partito alla fine si ricompatterà perché le sfide sono quelle che venivano dette prima, dalle province alle europee, alle amministrative, soprattutto alle amministrative, lo dico da sindaco, da amministratore. C'è da dire una cosa, finalmente si parla su questo congresso di temi veri, cioè se il partito deve avere una linea nazionale, se il partito deve avere una linea federale, se il partito deve pensare più al territorio, se il partito è più romanocentrico, cioè questi sono i temi finalmente su cui andremo a discutere domani, domani andremo a discutere sabato. Sarà un momento importante di riflessione per tutti, di responsabilità per tutti. Io sono sempre favorevole alla pluralità delle idee, quindi benvengano anche più candidati, dopodiché chi vincerà, alla fine avremo un segretario, avremo un presidente, avremo un direttivo e da quel punto là si ripartirà più forte di prima. Va bene, grazie insomma, per le sue parole. Vedremo, siamo anche noi in attesa di sentire che cosa dirà Roberto Marcato domani nella conferenza stampa che ha già annunciato, quindi insomma ovviamente ci saremo. Grazie Marcello Bano per essere stato in nostra compagnia, arrivederci, buona giornata. Grazie. Claudio Borgia, grazie anche a lei per essere stato con noi. Fratelli d'Italia, noi andiamo avanti perché abbiamo in collegamento la nostra Edi Caliman per un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso con un'associazione sportiva del Trevigiano che ha preso fondi indebitamente, fondi da parte del comune di Jesolo. Edi, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, siamo qui in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo del gruppo di Treviso, siamo alla sede della Guardia di Finanza di Treviso. Dunque, capitano, un'appropriazione indebita di ben 75.000 euro di contributi, quindi fondi pubblici derogati indebitamente da parte del comune di Jesolo a un'associazione sportiva di ginnastica artistica femminile del Trevigiano. Cos'è successo e come siete intervenuti? A seguito di una indagine delegata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per 3 distinte edizioni l'associazione
ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25.000 euro. L'ammontare complessivo delle entrate non dichiarate al Comune di Jesolo è pari a oltre 100.000 euro. Le modalità con cui sono state ottenute queste erogazioni pubbliche sono consistite proprio nell'omettere le vendite di biglietti, di diritti di prevendita, di abbonamenti nei confronti dei spettatori che si sono recati numerosi per la partecipazione a questo festival. Quindi abbiamo segnalato la Presidente dell'associazione per due distinti reati: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, punito fino a 3 anni di reclusione, e il reato di sostituzione di persona, punito fino a 1 anno di reclusione, perché è emerso proprio in relazione a questo secondo reato che la persona sottoposta a indagini ha presentato una delle domande quando non era più titolata per farlo. E dunque, capitano, quindi questa Presidente cosa rischia? Rischia delle pene importanti, fino a 3 anni di reclusione per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e fino a 1 anno di reclusione per la sostituzione di persona. Ma non solo, dovrà anche rispondere del danno erariale arrecato in questo caso al Comune di Jesolo, quale ente erogatore dei fondi pubblici, danno erariale che si compone in questo caso non solo dei fondi sottratti alla collettività per un uso distorto, ma anche per il danno d'immagine arrecato al Comune di Jesolo. Capitano, esiste un business legato a questo tipo di frodi, di truffe o comunque di questo tipo di fenomeni rispetto alle associazioni sportive? La Guardia di Finanza ha un'attenzione molto alta su come vengono spese le risorse pubbliche. Siamo costantemente delegati dalla magistratura ordinaria e dalla magistratura contabile ed eseguiamo accertamenti contabili approfonditi finalizzati a verificare che gli enti privati che gestiscono risorse pubbliche lo facciano nel migliore dei modi e secondo le modalità di legge. State anche attenzionando questo tipo di truffe anche rispetto a tutte quelle che ci sono state in merito anche al 110%, adesso c'è la questione del PNRR, come vi state muovendo? L'attenzione sul tema è molto alta, anche perché sono in corso le erogazioni che derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi il nostro obiettivo è far sì che ogni singola erogazione pubblica avvenga secondo le modalità di legge nell'interesse collettivo. Dunque il lavoro quindi della Guardia di Finanza continua, noi dalla sede appunto della Guardia di Finanza di Treviso restituiamo la linea. Grazie alla nostra Edi Caliman per questo passaggio importante. Allora avete sentito, questa associazione sportiva aveva avuto indebitamente 75.000 euro per delegare di ginnastica artistica dal Comune di Jesolo l'operazione della Guardia di Finanza. Siamo con Roberto Fava che ci ha raggiunto in studio, consigliere provinciale a Treviso con delega alla sicurezza stradale. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, non a fine la strage, la scia di sangue sulle strade della Marca Trevigiana, soprattutto della Marca Trevigiana, è la provincia in tutto il Veneto che ha il più alto numero di incidenti stradali. Allora, le abbiamo chiesto di essere qui con noi perché anche noi stiamo dando notizie di incidenti troppo spesso mortali, praticamente tutti i weekend. È la colpa delle nostre strade? Perché la Marca Trevigiana di più rispetto ad altre province ben più popolose? Abbiamo rettilinei in cui si pigia troppo sull'acceleratore? Cioè, qual è il problema? Voi che state facendo una campagna sulla sicurezza stradale così importante, così capillare, eppure...
Eppure per certi versi è anche un po' inspiegabile questa situazione, perché insomma, a livello infrastrutturale sono stati fatti negli anni, dagli anni 90 in avanti, sono stati fatti dei passi enormi con l'introduzione di una quantità incredibile di rotonde che hanno evitato quegli incroci a raso che in quegli anni erano il principale motivo di incidente stradale con effetti molto devastanti. Oggi viviamo questa situazione e sappiamo che è frutto soprattutto della distrazione, soprattutto di elementi che non sono legati all'infrastruttura, sono legati alla conduzione umana. Cioè il 99% degli incidenti hanno dietro un fattore umano, piccolo o grande che sia, ma hanno dietro un fattore umano. E quindi quello che noi stiamo facendo, possiamo fare e tutti i giorni dobbiamo fare è far crescere la consapevolezza nelle persone che quando sei al volante di un'auto devi solo pensare a guidare. Purtroppo ormai è diventato un appello più che un tentativo. Lei dice continuiamo ad essere schiavi soprattutto del cellulare, ad esempio, di questi dispositivi. Guarda, il paradosso è che le infrastrutture sono migliorate, le autovetture sono migliorate, cioè oggi ci sono autovetture che frenano da sole di fronte a un ostacolo, eppure riusciamo a fare un frontale perché ci siamo distratti, poi purtroppo anche perché magari qualcuno beve o qualcuno si droga, cioè per fattori sempre legati all'aspetto umano. E il paradosso è che 20 anni fa, 30 anni fa non c'erano le auto con gli strumenti di sicurezza che abbiamo oggi e quindi che magari potevano in quegli anni aver evitato qualche incidente in più. Oggi li evitano, cioè i mezzi tecnologici ci aiutano ad evitare gli incidenti, ma il fattore umano invece è ancora è più preponderante di una volta. Senta, quando nel corso delle vostre campagne per la sicurezza stradale, voi siete nelle piazze ovviamente con le forze dell'ordine, ma siete anche nelle scuole, che cosa vedete nei ragazzi? C'è interesse per questo tema, un reale interesse? Ci sono delle domande che vi vengono poste? No, guarda, i ragazzi, anche questo sembra un paradosso, però sono veramente interessati, veramente colpiti, veramente sensibili all'argomento. Cioè, mostriamo dei video anche di incidenti shock. Io per esempio venerdì vado a una conferenza a Salgareda e mostrerò un video fatto dalla polizia locale di Trento nella quale si va ad annunciare a una famiglia un incidente, no? Ed è toccante. I ragazzi di fronte a questi tipi di testimonianze sono toccati, e il messaggio che poi lanciamo è: andate a casa, insegnate voi ai vostri genitori ad adottare qualche accortezza, qualche misura in più per evitare gli incidenti. Però poi succede che, come è successo a una mia amica 15 giorni fa, alle 7:30 di sera un ragazzo di 26 anni invade la propria corsia ed era ubriaco. E per miracolo è ancora viva, era al volante con la figlia, per miracolo è ancora viva, ma fratturata allo sterno, cioè conseguenze anche gravi per un ragazzo che si è fermato a fare 2 ore di aperitivo ed era con tasso alcolemico. Quindi ormai è diventato, ripeto, un appello all'attenzione, un appello al comportamento umano corretto, perché veramente, cioè, il tema scolastico, il tema dell'insegnamento a tutti i livelli scolastici è un tema che noi porteremo avanti alla nausea, all'infinito. Senta, noi ormai da giorni vediamo sui giornali la storia del piccolo Manuel, il piccolo deceduto, mentre un gruppo di youtuber, i borderline, stavano correndo con un SUV e dovevano farsi un video. Poi è emerso che spesso questi ragazzi ricevevano in mano dei veri e propri bolidi da parte dei genitori e facevano questi video che ormai sono diventati davvero una trappola mortale, no? Questo bisogno di esibirsi ed esibire non pensando a chi c'è attorno a noi. Quello è un caso limite, no? Sì, un caso limite che però è un po' il segnale, no, della nostra società. Noi adesso parliamo di incidenti stradali, ma dovremmo parlare di una società che ha qualche problema. C'è qualche patologia che dovremmo estirpare dalla nostra società. Cioè, io faccio anche l'assessore sociale e purtroppo mi trovo di fronte spesso a casi di giovani. Cioè, oggi c'è l'ostentamento al personalismo, cioè apparire, bisogna sempre apparire, e invece ai ragazzi bisogna dire:
prendetevi cura di qualcosa, createvi una passione e portatela avanti. Non pensare che tu devi apparire per quello che non sei. Creati una passione, portala avanti e appari per quello che tu riesci a dare, per quella passione che sviluppi, cioè i tuoi talenti devi mettere in campo, non l'esibizionismo. Purtroppo qui c'è una riflessione che è una riflessione sociologica da fare e poi la rivediamo anche in episodi che riguardano poi la morte legata agli incendi stradali. Quell'episodio lì del ragazzo è veramente una cosa straziante, una cosa che ci dà il segno del livello in cui la nostra società è arrivata. Lo reintrodurrebbe lei il servizio civile militare, no? Quell'anno in cui i ragazzi erano a disposizione della società, venivano educati con un certo tipo di disciplina. È vero che l'utilizzo del cellulare esisteva sì, ma non era ancora così capillare come oggi. Ma lei lo reintrodurrebbe? Lei ritiene che forse ci sia bisogno di far uscire questi ragazzi dalle loro famiglie per farli entrare in altre situazioni e confrontarsi con altre situazioni? Assolutamente. Io il servizio è solo la parola servizio oggi è lontana dal vocabolario dei ragazzi ma in generale, perché, guarda, poi il Covid ha devastato le persone e tutti sono molto più propensi a pensare a se stessi che a pensare, cioè se noi non viviamo per dare qualcosa agli altri abbiamo sbagliato qualcosa, cioè siamo tutti tenuti e abbiamo tutti il dovere di dare qualcosa agli altri. E solo dire ai ragazzi si fa un periodo di servizio, questo vuol dire cambiare un po' la loro prospettiva di vita, non penso solo a me stesso ma penso a servire qualcuno. E poi c'è un altro aspetto che è quello del rispetto dei ruoli, del rispetto delle gerarchie, del rispetto anche dell'altro come persona. Tante volte i ragazzi non danno neanche del lei a un adulto, cioè ci sono veramente situazioni di mancanze di rispetto che in 6 mesi di servizi civili, militari, insomma, cioè di servizi nel quale tu devi stare a delle regole, devi imparare a rispettare delle regole. Ripeto, è un tema ampissimo quello della nostra società, di come è cambiata ed è cambiata anche all'interno delle famiglie, perché forse quell'educazione a rispetto certe volte non arriva proprio dalle famiglie. L'ultimo caso che vogliamo raccontare anche ai nostri telespettatori è la denuncia di un'autista donna della MOM che ieri portava dei ragazzi da Treviso a Jesolo. A Caposilo ha dovuto fermarsi perché veniva insultata da questi ragazzi con degli appellativi veramente pesanti nei confronti di una donna. Anche lì poi però come facciamo a lavorare su questi ragazzi? Come facciamo? Ripeto, bisognerebbe lavorare anche sulle famiglie, cioè è difficile capire qual è la strada, ma sicuramente quella dell'aspetto familiare è, poi viviamo anche di famiglie di seconda generazione che sono arrivate qui, forse non sono stati fatti neanche i percorsi e i passaggi corretti per integrarle nella nostra società, quindi viviamo di una seconda generazione di figli di quelle famiglie lì che forse hanno anche un certo senso di rivalsa rispetto alla nostra società e quindi contribuiscono a un po' destabilizzare anche, ma lo stiamo vedendo a livello locale, anche nei piccoli paesi. Torno sull'episodio successo a Varago, no? Ecco, lì è una vicenda di una società legata al comportamento di questi ragazzi che magari una volta ci si insultava e poi ci si tornava. Oggi tirano fuori un coltello. Oggi c'è il coltello. Senta, le tappe brevemente della vostra campagna sulla sicurezza stradale. Beh, allora, il nostro percorso è un percorso intanto che è nato dall'azienda sanitaria ULSS insieme alla provincia, insieme alla prefettura ed ha diversi livelli. Un livello che riguarda il sociosanitario, che è quello dell'assistenza alle famiglie e dell'aiuto ai superamenti dei conflitti che si generano da incidenti stradali. Un secondo percorso è quello dell'educazione, è quello che portiamo avanti prevalentemente come provincia ed è una campagna di educazione a tutti i livelli scolastici, partendo dalle scuole dell'infanzia fino agli anziani, fino all'università della terza età. Il terzo percorso è quello che sta più a cuore alla prefettura, che è il coordinamento delle forze dell'ordine. C'è un coordinamento nel quale si riesca a mappare, monitorare, controllare e anche reprimere, se necessario, a livello territoriale, coordinandosi con polizie provinciali, quindi con i carabinieri e la polizia stradale e le polizie locali a livello locale, insomma facendo un'azione di coordinamento e anche di formazione comune. Grazie Roberto per essere stato e ripeto con noi.
quando siamo al volante pensiamo a guidare. Grazie, buon lavoro ovviamente a lei e tutte le persone con cui lei collabora per far arrivare forte questo messaggio soprattutto ai nostri ragazzi. Grazie Anna. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, noi adesso vi facciamo vedere le previsioni del tempo, pochi secondi di pubblicità e poi con Lara Milani parliamo di intelligenza artificiale verso una nuova regolamentazione grazie all'Europa. Ma fino a dove potremo arrivare con l'intelligenza artificiale ne parliamo tra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone africano che continua ad espandersi sul Mediterraneo, regalandoci bel tempo e caldo in aumento. Vediamo insieme in dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 19 giugno mostra un contesto stabile con tanto sole ovunque. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature in generale e lieve rialzo, minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà del tutto simile. Splenderà infatti il sole, il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime comprese tra i 28 e i 30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato con clima estivo. Le temperature minime infatti saranno intorno ai 16-18 gradi, le massime sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora buongiorno e ben ritrovati. Come promesso apriamo una pagina dedicata all'intelligenza artificiale perché il 14 giugno, quindi insomma pochi giorni fa, il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria quella che potrebbe essere la nuova legge sull'intelligenza artificiale. All'interno di questo act sostanzialmente sono anche contenute le note che vanno a proibire determinati utilizzi di intelligenza artificiale, come ad esempio quella di poter leggere le emozioni. Ne parliamo con una divulgatrice, lei si chiama Lara Milani. Buongiorno Lara, grazie per essersi collegata con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto ci spiega l'intelligenza artificiale sostanzialmente che cos'è e fino a dove può arrivare? Ad oggi l'intelligenza artificiale in realtà non sarebbe neanche il caso di chiamare intelligenza artificiale. È un composito di algoritmi che nel loro insieme vanno a dare degli esiti, delle risposte in base a degli input che sono stati dati. Hanno delle basi di autoalimentazione, diciamo così, sulla base di dati, quindi quello che si chiama in, diciamo così, gergo tecnico il deep learning, e queste sostanzialmente sono il dove siamo arrivati fino ad oggi. Quindi ad oggi non è in grado di fare dei pensieri propri, di fare delle scelte proprie, sono semplicemente dei risultati in base a quelli che sono gli input umani, quindi siamo ancora ben distanti da quello che si può definire intelligenza. Come viene impiegata allora e perché secondo lei è stato necessario, sarà necessario in qualche modo normare, ovvero dire anche che cosa non si dovrà fare con l'intelligenza artificiale? Assolutamente è un passo importantissimo quello che è stato fatto da parte dell'Unione Europea. Il processo sarà anche ancora abbastanza lungo perché si prevede l'effettiva entrata in vigore della legge poco più tra un anno all'incirca, quindi ci saranno ancora diversi passaggi per arrivare alla fase definitiva della legge, però è il primo esempio di legge a livello mondiale. Non è mai esistita prima una legge che andasse a dare dei parametri
etici soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E quindi sì. No, prego, l'ascoltiamo con interesse. E quindi sostanzialmente dove porta, cosa punta? Diciamo che per quanto riguarda dove siamo arrivati oggi c'è stato letteralmente un exploit dell'intelligenza artificiale cosiddetta. I tempi si sono accorciati ulteriormente per quanto riguarda i progressi di questa nuova tecnologia. Se pensiamo anche solo all'incirca 5 anni fa, erano un qualcosa di completamente diverso, molto limitato rispetto alle possibilità che concede oggi. Quindi era assolutamente necessario avanzare una legge che ponesse comunque dei limiti soprattutto etici sull'utilizzo di questa tecnologia. Ecco, raccolgo quello che lei ci sta dicendo, perché appunto leggo che questa normativa mira a garantire che l'intelligenza artificiale sviluppata e utilizzata in Europa sia conforme con i diritti fondamentali e i valori dell'Unione Europea. Ma perché? Quali diritti potrebbe ledere? Diciamo che quello che si vuole evitare è arrivare a un modello Cina. Quindi sappiamo che esiste un social scoring, quindi il governo cinese dà un punteggio ai propri cittadini in base a quello che fanno, al loro comportamento, anche semplicemente al loro modo di porsi, comunicare sia sui social che nella vita vera. E questo ovviamente va verso il loro modello, è un modello di totale controllo e fa largo utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio per controllare quello che i propri cittadini fanno. E questo è un punto fondamentale che è stato messo subito in chiaro da parte di questo atto, di questo primo passo fatto dall'Unione Europea. Quindi quello di evitare di arrivare ad un modello cinese in cui l'intelligenza artificiale venga utilizzata in modo intrusivo e discriminatorio. Senta, parliamo di business. Oggi sul Corriere della Sera si diceva appunto green e digitale sono le nuove parole d'ordine, il paradigma sta completamente cambiando, ma le nostre piccole e medie imprese, le PMI, sono un po' in ritardo. Ci racconta quali sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel sistema invece produttivo? Beh, nel sistema produttivo diventa più complesso che non l'utilizzo di un semplice strumento. Pensiamo alle realtà tipiche del nostro territorio, quindi produzione principale soprattutto a livello industriale nei vari settori più disparati. L'utilizzo di componenti che facciano uso di intelligenza artificiale assieme alla robotica possono garantire un livello sia di qualità del prodotto, sia di quantità di prodotto, sia di controllo sui macchinari, quindi sapere esattamente se quei macchinari sono perfetti, se sono a posto, se hanno qualche problema, quindi andare a intervenire nella maniera più rapida e più precisa possibile proprio per permettere che la produzione sia piuttosto a ciclo continuo, piuttosto che ovviamente avere sempre degli standard qualitativi che ovviamente a loro volta permettono di risparmiare moltissimo sia su costi energetici sia su costi di tempistica. Senta, secondo lei come siamo messi noi, anche in Veneto, diciamo, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Siamo indietro? Stiamo correndo ad un giusto passo? Ci si sta muovendo. Diciamo che il territorio ha cominciato a conoscere soprattutto l'industria 4.0 che va a includere anche l'intelligenza artificiale e molte imprese hanno già fatto moltissimi passi avanti, ci sono eccellenze nel territorio che sono un esempio per tutti letteralmente e altre invece che oggi stanno cominciando a conoscere questa tipologia di nuovo modo di produrre e di fare e quindi diciamo che posso affermare che la maggior parte delle aziende si sta muovendo verso l'aggiornamento se non il progresso delle proprie aziende.
Senta, l'ultima cosa che le chiedo è questa. Quando si parla di intelligenza artificiale c'è anche il timore che ci possano essere dei rischi, ci possono essere delle attività a rischio. Pensiamo in un futuro. Ci sono dei rischi per la salute, per la sicurezza? Diciamo che il rischio principale può essere ad oggi soprattutto, ma anche nel prossimo futuro, quello dell'utilizzo di algoritmi piuttosto che ovviamente di software basati sull'intelligenza artificiale che possano permettere di entrare nei sistemi statali piuttosto che governativi, piuttosto che delle nostre USL. Quindi è assolutamente importante anche andare a conoscere per riuscire a proteggere. Grazie Lara. Ovviamente la cosa importante sarebbe anche, visto che lei appunto ha parlato di conoscere, che l'intelligenza artificiale entri forse anche come materia all'interno delle nostre scuole. Cosa dice? I nostri giovani sanno usare tanto il cellulare, ma secondo lei potrebbe essere buona cosa che già a partire insomma da una giovane età si possa essere consapevoli di che cos'è l'intelligenza artificiale? Ci sono fortunatamente molte attività che stanno nascendo proprio per rendere consapevoli soprattutto le giovani generazioni sull'utilizzo di queste nuovissime tecnologie. Ci sono attività che vanno a coinvolgere qualsiasi livello scolastico, quindi si parte dalle elementari e oggigiorno alle università sono presenti anche dei corsi di laurea proprio su queste tematiche, quindi sono degli aspetti che piacciono perché piacciono ai giovani e sono soprattutto fondamentali per rendere consapevoli sulle strumentistiche che si voglia o non si voglia comunque tutti i giorni andiamo a utilizzare tutti. Grazie Lara Milani per essere stata in nostra compagnia. Contiamo di ricontattarla insomma più avanti per entrare ancora di più nel cuore di questo argomento, che è un argomento importante, evidentemente il futuro, ma insomma per capire davvero quale direzione sta prendendo anche lo sviluppo del nostro paese. Quindi grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Buona giornata. Arrivederci. Lara Milani, divulgatrice. Allora noi stiamo attendendo Massimiliano Paglini, segretario della CISL di Belluno Treviso, perché la CISL ha lanciato a livello nazionale a partire da aprile una raccolta firme per introdurre la partecipazione attiva dei lavoratori all'interno della governance delle imprese. Una raccolta firme che partirà anche qui il 26 di giugno. Si potrà votare, si potrà partecipare a questo referendum per una legge di iniziativa popolare e si potrà votare proprio anche all'interno dei municipi. Vediamo il servizio. Proporremo ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini di sottoscrivere questa proposta di legge sulla partecipazione, perché crediamo che una legge sulla partecipazione possa dare una prospettiva nuova, diversa, di sviluppo, di sostenibilità, di distribuzione della ricchezza in questo Paese. Al via anche nelle province di Treviso e Belluno la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare depositata dalla CISL lo scorso aprile per la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione delle imprese, che per il sindacato non è solo il vettore di uno sviluppo economico, ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia. Partecipazione vuol dire mettere insieme la capacità di crescere, la possibilità di distribuire e garantire ai nostri sistemi democratici di sopravvivere. È il momento di dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, spiega la segretaria nazionale CISL Fumarola. Partecipare conviene perché le esperienze già presenti dimostrano come vi siano salari più alti, nelle aziende vi sia una maggiore promozione della cultura della sicurezza, si possa favorire l'innovazione ed evitare la delocalizzazione. Tutto questo lo si deve realizzare attraverso la contrattazione, attraverso nuove relazioni sindacali che devono appunto corrispondere alle attese del mondo dell'impresa e del mondo dei lavoratori. Nell'articolo 46 ci sono due termini: il diritto dei lavoratori a partecipare, ma farlo in armonia con le imprese. La proposta di legge depositata lo scorso aprile alla Corte di Cassazione di Roma prevede forme di partecipazione a diversi livelli: gestionale, finanziaria, organizzativa, consultiva. Dopo la crisi causata dalla pandemia, prima dalla guerra in Ucraina, poi le
imprese puntano ad essere sempre più competitive, ingrandendosi e affrontando le sfide della complessità, spiega Maurizio Castro. Si vince la sfida della complessità aprendo la governance delle imprese alla partecipazione di tutti gli stakeholder, a cominciare dal più cruciale fra tutti, i lavoratori. Il futuro è della partecipazione. Dal 26 giugno sarà possibile firmare in tutte le sedi municipali delle province di Treviso e Belluno per sostenere l'iniziativa. Massimiliano Paglini ci ha raggiunto in studio. Buongiorno segretario, grazie per essere con noi. In collegamento abbiamo Loris Bagliana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno Loris, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, parto da lei Paglini, abbiamo visto il servizio, quindi abbiamo già edotto i telespettatori in merito ai contenuti. Ci sono forme di partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese attive nel nostro Veneto, nel nostro paese? Ci fa qualche esempio della bontà di questa introduzione anche dei lavoratori, ovviamente dei sindacati nella gestione della governance delle imprese? Sì, ci sono alcune forme, noi reputiamo forme ancora deboli perché sono il prodotto della contrattazione che viene fatta nelle aziende, però la necessità di creare una cultura della partecipazione. Per esempio la Manfrotto è una di quelle imprese che ha regolato in qualche modo la partecipazione dei lavoratori. La Luxottica, il gruppo internazionale, l'Essilor, l'ha previsto che i soci lavoratori dipendenti esprimano 2 consiglieri di amministrazione nella capogruppo internazionale, però a livello italiano non c'è nulla. Quindi noi quello che pensiamo sia giunto il tempo è dare applicazione piena alla Costituzione. Noi ci ricordiamo sempre dell'articolo 1 della Costituzione, ci dimentichiamo, forse i nostri telespettatori nemmeno sanno l'esistenza dell'articolo 46 che dice che per l'elevazione sociale ed economica dei lavoratori la Repubblica riconosce il diritto a questi, ai lavoratori, di poter partecipare alla gestione delle imprese. Quindi noi pensiamo che il lavoro si possa tutelare sia applicando l'articolo 1 ma anche applicando l'articolo 46 della Costituzione. In quali forme? Ci fa degli esempi? Con degli organismi paritetici, con un azionariato ad esempio? Quali sono le forme più concrete? Noi nella proposta di legge decliniamo diverse forme. Abbiamo l'esempio, quello duale, il cosiddetto sistema duale alla tedesca, che prevede consigli di sorveglianza in cui i rappresentanti dei lavoratori possono esprimersi con diritto di veto su alcune strategie aziendali. Poi c'è la forma finanziaria, quindi forme di partecipazione azionaria nell'impresa, e quindi il diritto a poter esprimere quote di componenti del CDA piuttosto che di potere di vincolo dentro le assemblee attraverso il trust, che sono norme che sono già regolate nella disciplina, nell'ordinamento anglosassone, ma che sempre più vengono introdotte anche nella nostra legislazione. E poi ci sono i cosiddetti comitati organizzativi, perché poi noi pensiamo che la partecipazione non sia solo nelle imprese private, ma si possa declinare anche nel sistema della pubblica amministrazione con comitati organizzativi che possano indirizzare le modalità con cui si partecipa nella gestione anche dei processi produttivi dentro la pubblica amministrazione. Queste sono alcune delle forme che noi abbiamo previsto. Tra l'altro abbiamo anche previsto nella proposta di legge che ove si distribuiscano utili ai lavoratori ci sia l'applicazione di una aliquota fiscale agevolata proprio nell'ottica di far partecipare i lavoratori dentro alle imprese, perché sempre più ci rendiamo conto che le imprese hanno bisogno di un coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali e nei processi distributivi. Loris Bagliana, vicepresidente, tra voi, tra le aziende artigiane e le organizzazioni sindacali il dialogo è continuo. Avete, insomma, c'è una forma di bilateralità che di fatto è già in atto, ma da qui alla partecipazione alla governance c'è un passo da fare. Quale tipo di passo siete disposti a fare? Si può fare? È un passo naturale per le piccole imprese. Noi parliamo di imprese artigiane che quotidianamente, parliamo dell'artigiano, lavora a stretto contatto con i suoi collaboratori, dentro le stesse officine, dentro gli stessi ambienti, e la relazione è davvero continua. Quindi immaginare di codificare questo tipo di relazione diventa un po' difficile, però esistono, come avete citato, gli enti bilaterali dove alcune programmazioni che riguardano dalla sanità, al mondo del lavoro, al welfare,
vengono regolamentate e si riescono a sviluppare insieme alle tante organizzazioni sia sindacali che organizzazioni datoriali. Però ecco, era molto interessante il convegno che è stato fatto su Atarzo, proprio perché c'è stato un elemento molto chiaro, ecco, che si è parlato del valore dell'impresa. Ecco, io credo che questo sia fondamentale per ogni comunità, avere la percezione del valore dell'impresa. Io che parlo a nome dei tanti e delle migliaia, tengo conto delle piccole imprese, che sono la forza trainante non solo di questo territorio, ma la forza trainante dell'Italia. E quindi la collaborazione fra gli organi sindacali e le nostre organizzazioni diventa altrettanto fondamentale. Tra l'altro il mondo artigiano che ha vissuto davvero un mare in tempesta, no? In questi ultimi anni, dal Covid prima a la guerra e l'inflazione oggi, cioè tutte le materie prime che voi lavorate hanno subito un'impennata incredibile, i costi dell'energia, quindi è un mondo che ha dovuto anche rivedere, no? I propri sistemi di produzione, i propri asset, e spesso si è ritrovato anche a dover chiedere un aiuto, ad esempio alle banche, no? Per sopravvivere. Ecco, oggi parlare di distribuzione anche degli oneri, delle scelte o di un eventuale surplus che viene guadagnato è veramente un discorso, un ragionamento importante che viene fatto. Beh, lei ha davvero sottolineato quello che è quella che è la drammaticità di questo periodo per la piccola impresa, che ha la percezione, la sensazione di subire e basta quello che sta accadendo intorno, e invece non sempre è così, perché le organizzazioni, ripeto, non solo la nostra organizzazione, la Confartigianato, ma anche le altre organizzazioni sono molto attente a questo. E quindi soprattutto sull'area degli aiuti alle piccole imprese, noi abbiamo fatto davvero la voce grossa, e alcune informazioni sono arrivate anche da Roma proprio in questo senso. È un momento difficile per la piccola impresa, davvero difficile, e gli imprenditori, che sono costantemente, come ho detto prima, a contatto con i loro dipendenti, vivono insieme ai lavoratori e in alcuni casi, in alcune dimensioni, anche ai sindacati, quella che è la situazione attuale. Che cosa significa secondo lei il fatto che con la proposta che viene avanzata dalla CISL, per la quale appunto si chiede una firma ai cittadini, si possa arrivare ad una legge, il fatto che ci sia un'obbligatorietà nella partecipazione dei lavoratori, che cosa cambia? Beh, credo che non è il caso, ripeto, delle piccole imprese, ma credo che moltissimo cambi, perché noi oggi abbiamo non solo la percezione, ma abbiamo quasi la certezza di essere governati dalla finanza, e la finanza è in mano a grandissimi gruppi che non solo non vivono la realtà dei territori, ma non hanno neanche la più piccola idea di cosa significa entrare in fabbrica ogni mattina. La vedevo annuire, Paglini. No, mi perdoni, torno da lei subito, ma ho visto Paglini annuire quando lei ha detto questa frase, che è una frase importante. Sì, perché quello che noi rileviamo, non oggi, ma da molti anni a questa parte, è che le imprese, soprattutto le grandi imprese, sono orientate a remunerare solo gli azionisti e il capitale. Quindi la finanza diventa l'obiettivo centrale del fare impresa. Noi pensiamo che l'impresa abbia un valore sociale, che abbia un valore territoriale. Quindi assieme alle controparti, ai rappresentanti delle associazioni datoriali, pensiamo che si possano scrivere regole non obbligatorie. Sentivo prima l'affermazione, pensiamo a regole condivise. Pensiamo che assieme si possano scrivere regole che tutelino l'impresa, quando c'è la crisi si possano fare i sacrifici, ma dentro a percorsi condivisi, e dall'altra parte che quando le imprese crescono e distribuiscono valore non lo distribuiscano solo agli azionisti e al proprietario ovviamente, ma anche ai lavoratori. Mi ha colpito in una discussione, lo dicevo al convegno l'altro giorno, con la vicepresidente di Confartigianato, la dottoressa Scarzanella, che diceva che loro l'associazione sta facendo dei percorsi di formazione con i propri associati, le imprese, per come far partecipare i lavoratori
lavoratori nelle scelte decisionali delle imprese. Io credo che in uno spaccato del genere scrivere regole condivise sia solo un attimo, sia un passaggio come dire, quasi naturale, che serve anche a preservare il valore del lavoro. Nelle imprese oggi noi abbiamo troppi lavoratori che se ne vanno, che cambiano, quindi credo che se si trovano meccanismi distributivi che fidelizzano anche i lavoratori, faccia bene alle imprese e faccia bene ai lavoratori. Il valore del lavoro, che è insomma proprio il nocciolo, no? Il know-how degli artigiani, da sempre, insomma, gli artigiani, non solo gli artigiani della marca trevigiana, Bagliana, cioè questo know-how così importante che va preservato, e le risorse umane sono il cuore, no? Del lavoro artigiano, poi, no? Dall'imprenditoria ma anche a queste famose risorse umane che si fa anche fatica a trovare, no? Nel mondo artigiano. Questo è un problema che riguarda noi, riguarda le imprese, ecco, quella di trovare collaboratori, e per quanto riguarda gli artigiani noi parliamo di collaboratori non di forza, solo di forza manuale, ma anche della forza intellettuale, cioè le piccole imprese hanno necessità di dialogare poi col resto del mondo, col resto del mercato. Dentro le filiere non è più... gli artigiani non sono più dei meri realizzatori di prodotti, ma diventano anche spesso degli innovatori e dei progettisti. Ecco, quello che lei ha prima accennato al Covid. Io mi ricordo durante il momento più difficile del Covid, le imprese disperate che cercavano minuterie di altissima qualità, innovazioni. E noi continuiamo a dire: guardate che se cercate nel mondo artigiano sicuramente qui in questo territorio trovate quello che vi serve, ed è quello che è accaduto. Quindi se noi andiamo a vedere poi in profondità, noi troviamo delle, come si usa dire, soprattutto nel mondo della nostra gastronomia, le eccellenze, noi le andremo a trovare anche nelle nostre piccole imprese metalmeccaniche. Per questo che in questo momento del mondo della meccanica, del mondo della tecnologia parlo, per questo che in questo momento la preoccupazione è forte, perché uno dei mercati più importanti è il mercato della Germania, vedere la Germania che per la prima volta ha un PIL che va sotto zero è davvero preoccupante. Ecco, poi noi abbiamo anche un altro spazio enorme di collaboratori, di aziende artigiane, che sono quelli che fanno i servizi alla persona e che forniscono i servizi alle altre imprese. Noi qui abbiamo il mondo del turismo. Credo che senza l'affiancamento delle migliaia di imprese artigiane il mondo del turismo avrebbe difficoltà a sviluppare le attività che sta facendo. Quindi quello che ho detto l'altro giorno al convegno, ma che dico molto spesso, ecco, l'attenzione alla piccola impresa non è ancora diventato il primo punto all'ordine del giorno di qualsiasi governo. È molto più facile ragionare con la grande impresa perché sta perdendo 1000 dipendenti. E noi, se parliamo delle piccole imprese, sono milioni di dipendenti in questo paese che dipendono dalle piccole imprese. Cioè proprio l'organigramma e l'organismo del nostro paese va avanti per questo. Quindi la partecipazione alle decisioni è davvero connaturale alle nostre dimensioni. E come ci si arriva? Ci racconta brevemente. Proposta di legge, appunto, di iniziativa popolare, si può firmare dal 26 di giugno. Dove si firma? Ci racconta un attimo proprio a livello tecnico cosa bisogna fare. Basterà recarsi nei comuni della provincia di Treviso e di Belluno, perché depositeremo i moduli per la raccolta firme in tutti i comuni delle due province. Recarsi, chiedere di poter firmare la proposta di legge partecipazione al lavoro, e quindi nient'altro, un documento di identità è sufficiente. Poi siete partiti anche voi con una campagna, insomma, di informazione capillare per far sta partendo capire. la campagna di informazione da parte della CISL nazionale, e probabilmente organizzeremo, anzi sicuramente organizzeremo dei momenti nei mercati principali delle due province per sensibilizzare anche i lavoratori, i cittadini all'utilità di uno strumento del genere. Dopo 75 anni dalla nascita della Costituzione, perché è un articolo della Costituzione di 75 anni fa, cosa avevano visto i padri costituenti, pensiamo che sia giunto il momento
di far evolvere questo Paese verso la modernità, verso il progresso, verso la capacità di non confliggere a prescindere in modo antagonista, ma di lavorare insieme per il bene del Paese e delle imprese. Perché sono maturi adesso, secondo lei, i tempi? Beh, perché credo che la situazione del mondo del lavoro e anche della forte competizione internazionale necessiti di regole che preservino le aziende sul territorio e dentro la tutela delle aziende sul territorio la distribuzione del valore aggiunto prodotto dalle imprese ai lavoratori. Crediamo che questo sia il momento storico migliore per poter definire una legge che consenta ai lavoratori di partecipare alle imprese, alla gestione delle imprese. Partecipazione al lavoro, raccolta firme della CISL, si può firmare a partire dal 26 di giugno in tutti i municipi. Ecco, insomma, era importante anche fare un passaggio su questo. Grazie per essere stati con noi, Loris Bagliana, vicepresidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Arrivederci, grazie per la sua presenza. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie. Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso, per questo passaggio. So che poi lei sarà ospite anche di Ferdinando Avarino questa sera, quindi insomma l'unplane. Oggi faccio il pieno campagna di comunicazione. Grazie ancora. Grazie a lei. Allora noi andiamo avanti, pochi minuti di pubblicità e poi parleremo dell'educazione finanziaria a scuola, le criptovalute, il risparmio, la previdenza raccontata ai ragazzi. Vedremo come. A tra poco. Prima edizione, eccoci ben ritrovati, tra pochissimo parleremo di educazione finanziaria. Avete visto il dibattito politico, tanti temi importanti, dalla riforma della giustizia al Pride di Treviso di sabato fino al passaggio di Schlein all'evento del Movimento 5 Stelle che apre evidentemente nuovi scenari anche per il centro-sinistra. Poi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di partecipazione al lavoro. Non possiamo però non fare un passaggio al raduno triveneto degli alpini di Belluno, la 3 giorni, con il clou di ieri con la sfilata. Vediamo. Il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal generale di brigata Franco Del Favero e dal nostro presidente nazionale Sebastiano Favero. Applausi, 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 bravi, grazie, viva Belluno! 4.700 penne nere, oltre 20.000 persone, ma stavolta sono le immagini a parlare più dei numeri. Nel raduno triveneto in una Belluno che per 3 giorni si è immersa nella festa e nei valori alpini. Nella giornata conclusiva con la sfilata, grandi e piccoli lungo il percorso hanno salutato e applaudito le sezioni. Ad aprire lo sfilamento quelle estere, seguite poi dalle penne nere di Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia. Arrivano poi le sezioni venete, prima Verona e poi Vicenza che ospiterà la Dunata Nazionale nel 2024. Fedeli custodi dei nostri eroi! Sfilano le penne nere, sfilano i valori del corpo degli alpini come la generosità e l'altruismo, loro sempre in prima linea, che si tratti di alluvioni, terremoti o tragedie come quella del Vajont. Più volte in occasione del 60° anniversario nello sfilamento viene ricordato quanto accaduto a Longarone il 9 ottobre 1963. Scioccante, l'esperienza scioccante di 40 giorni sulle ghiaie del Vajont. Applausi che aumentano quando a sfilare la sezione di Bassano con le sue salmerie. Signore e signori, Bassano Belgrava, città degli alpini! Insieme sfilano Veci e Boccia, la storia degli alpini di ieri e di oggi, accomunati dagli stessi valori, presente anche chi non c'è più, con i cappelli degli alpini andati avanti. È un susseguirsi di emozioni. Avanti a noi, la sezione di Treviso! Da Conegliano a Padova, da Vittorio Veneto con le sue salmerie, Valdobbiadene, da Felta al Cadore sfilano le sezioni fino al momento conclusivo con Venezia e Belluno, la sezione che ospiterà la Triveneta 2024 a San Michele al Tagliamento e Bibione e quella che ha accolto quest'anno le penne nere. Savanna benedice la sezione di Belluno! Il sipario cala con il tradizionale passaggio della stecca tra Belluno e Venezia. E con questo spirito che consegniamo a chi organizzerà il raduno del prossimo anno
ovvero agli amici della sezione di Venezia, la stecca sino ai giorni del 2024. Intorno a noi non ci saranno le crode come qui a Belluno, ma il mare che accoglie l'acqua dei tanti fiumi, sacri alla patria, nati dai nostri monti, testimoni delle sofferenze in guerra e del nostro amore. Io credo che sia un corpo che è assolutamente indispensabile per questa società. Siamo orgogliosi di questo evento, siamo orgogliosi che è stato segnato la nostra città e onorato soprattutto. Speriamo di essere all'altezza di Belluno per quello che ha fatto. Le conclusioni nelle parole del presidente del Veneto, Zaia: se tutti fossero come gli alpini non avremmo problemi nel mondo. Il prossimo anno è l'anno dell'alpino, lo posso dire, per i Veneti è sicuramente l'anno dell'alpino. Abbiamo donata a Vicenza, noi non sbagliamo il colpo di Vicenza perché sarà l'apoteosi. Ed ora a Vicenza noi andiamo con la nostra Luisa Bertini per l'inaugurazione della bretella dell'Albera, 5,5 km, una strada, una bretella che ha vissuto, pensate, una passione lunga, ben 35 anni. Luisa, buongiorno, siamo da te. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio sulla bretella dell'Albera perché oggi c'è questa grande inaugurazione, bretella che fa parte del primo stralcio della tangenziale e che va a liberare dal traffico fondamentalmente due quartieri, Villaggio del Sole e Maddalene. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai che oggi inaugura questa opera importante per Vicenza. È un giorno storico per la città, non solo per la città, anche per la provincia, è un'opera attesa da oltre 35 anni e quindi siamo contenti di poter dire che da domani Maddalene e Villaggio del Sole verranno liberati dal traffico di attraversamento, in particolare da quello pesante. Su questo stiamo già studiando un'ordinanza per evitare il passaggio dei mezzi pesanti nelle strade che a questo punto saranno liberate dal traffico. E l'altra questione però da sottolineare è che io naturalmente sono sindaco da poche settimane, qui c'è stato un grande lavoro istituzionale negli anni, dal governo fino alla regione e poi i sindaci che mi hanno preceduto, in particolare Achille Variati e Francesco Rucco. Achille Variati ricordo che trovò i finanziamenti e che fece la progettazione dell'opera e Francesco Rucco in questi anni ne ha seguito l'esecuzione. Ecco, questo è soltanto un primo step per la viabilità vicentina che riguarda questa zona, diciamo. Il secondo passo cruciale è la prosecuzione di Via Aldo Moro che ci porterà a liberare dal traffico i quartieri ad est, a nord-est della città. La stessa cosa che speriamo che capiti, anzi che capiterà a Maddalene e a Villaggio del Sole. Ecco, la giornata di oggi è una giornata da segnare sul calendario, non soltanto per questa inaugurazione, ma anche perché oggi ci sarà il primo consiglio. Oggi ci sarà anche il primo consiglio comunale di questo mandato, partiamo con grande fiducia, con una squadra nuova ma con tanta competenza e quindi insomma siamo fiduciosi di poter consegnare alla città il cambiamento e l'impegno che ci è stato chiesto con le ultime elezioni. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie alla nostra Luisa Bertini. Allora noi ci colleghiamo con Federica Mattarello, buongiorno, IRECOP Veneto. Federica, grazie per essersi collegata con noi. Vogliamo toccare con lei il tema di Education, che è un progetto che è partito per la prima volta in Veneto, che ha visto coinvolti tantissimi ragazzi, diversi istituti appunto in tutto il Veneto, con IRECOP che ha gestito la parte diciamo formativa e la Federazione del Nord-Est che ha ovviamente finanziato e gestito diciamo e ha la paternità del progetto. Ci racconta esattamente che cos'è e come è nata l'idea di rendere edotti i ragazzi, i giovani in merito alla finanza, quindi tutti i temi legati alle criptovalute, la previdenza, il risparmio. Perché è stato così importante e come avete lavorato? Buongiorno a tutti, abbiamo il piacere di accompagnare gli studenti in queste tematiche che stanno anche per diventare una forma di apprendimento scolastico, anche di legge, inserendo l'educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica dal prossimo anno scolastico. Quindi per la Federazione Nord-Est del Credito Cooperativo diventava vitale in qualche modo dar corpo e gambe insomma anche a questo intento, che è un intento di responsabilità sociale,
per la diffusione insomma nel nostro paese di questi temi, ecco. Per cui abbiamo parlato agli studenti del triennio delle scuole superiori che sono stati individuati nei territori dove insistono appunto le nostre banche di credito cooperativo, per avvicinare questo tema che sembra un po' ostico. Noi in Italia sembriamo un pochino meno nelle corde di questi temi, ma è invece molto molto importante aiutare i ragazzi a decodificare il tema della finanza, il tema del credito e tutto quello che fa parte di questo sistema, insomma, sistema finanza. Per cui abbiamo accompagnato. Come avete gestito questa formazione? Solo lezioni frontali oppure i ragazzi hanno anche avuto proprio la possibilità di entrare nelle banche? No, il valore aggiunto, insomma, la peculiarità di questo progetto è che abbiamo portato anche la banca a scuola, ma la scuola in banca, per cui abbiamo consentito ai ragazzi di avere dei moduli in aula in cui fare proprio una, diciamo, esperienza formativa diretta con degli incontri che sono stati predisposti dai nostri formatori e che hanno dato, insomma, l'ABC di alcuni temi, appunto il mondo della banca, dei pagamenti digitali, ma anche hanno introdotto il tema del risparmio, della previdenza e anche il tema dell'economia sostenibile e della finanza sostenibile. Poi abbiamo consentito agli studenti proprio di conoscere lo scrigno delle banche, mettendoci piede realmente dentro e quindi incontrando anche i diversi attori, insomma, che in qualche modo ruotano all'interno di queste organizzazioni. Quindi hanno potuto anche dialogare direttamente con chi concede il credito alle imprese, capendo, insomma, quali sono i meccanismi di valutazione per questo merito creditizio, piuttosto che capire chi opera negli investimenti, quali possono essere i tassi, quali possono essere le differenze di un mutuo rispetto a un altro tipo di proposta finanziaria, e anche capire poi di dentro, insomma, come anche una banca sia in realtà un'azienda. Questo ha consentito ai ragazzi anche un percorso di orientamento. Infatti il nostro progetto è assolutamente in linea con gli indirizzi dell'esperienza di PCTO, quindi dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, e quindi ha fornito, insomma, ai ragazzi anche la possibilità di capire che i ruoli all'interno della banca possono anche essere diversi e non il classico, insomma, ragioniere che magari si aveva in mente tempo fa. C'è bisogno di quello, ma poi ci possono essere anche nuovi ruoli, chi si occupa appunto di informatica, perché il mondo digitale, insomma, sta contaminando questi nuovi contesti, piuttosto che il mondo della comunicazione, e quindi anche la capacità proprio di decodificare questi linguaggi sempre più dal vicino. Senta Federica, lei che proprio ha lavorato a stretto contatto con questi ragazzi, come li ha trovati? Che livello di consapevolezza c'è di temi come quelli della finanza oggi? Forse, allora, noi abbiamo incontrato anche diverse tipologie di scuole, no? Quindi non solo istituti tecnici che fanno appunto dell'economia anche la loro materia principale, ma anche i licei piuttosto che gli istituti professionali. Ecco, c'è curiosità, c'è voglia di mettersi in ascolto, e quando le tematiche, anche se non sempre sono così vicine, perché magari parlare di pensionamento per un giovane potrebbe sembrare distante dall'esperienza quotidiana, in realtà quando gli si danno gli estremi, le capacità e gli strumenti giusti per poter leggere questi temi come anche una problematica loro e di diretto interesse, si attivano. La cosa molto curiosa del progetto è che abbiamo consentito ai ragazzi di decantare questi apprendimenti, facendoli ritradurre loro e giocando anche con i linguaggi di oggi, insomma, con le tecnologie, per far raccontare e diventare loro, insomma, un po' insegnanti di quanto hanno appreso. Quindi i ragazzi hanno interagito con voi presentando sostanzialmente degli elaborati? Abbiamo chiesto loro, sì, dopo la parte, insomma, in cui noi abbiamo proposto i contenuti, abbiamo consentito loro di ritradurli, di comprenderli e anche di riraccontarli con un linguaggio fresco e con una modalità, insomma, molto interattiva. Siamo riusciti anche quindi a valutare poi, no? Perché i formatori che hanno accompagnato gli studenti hanno proprio valutato prodotto per prodotto, elaborato per elaborato, e quindi video piuttosto che presentazioni, piuttosto che anche degli speech, e in qualche modo consentire loro di convenire tutti a un momento conclusivo e creare anche una specie di competizione, insomma un contest nella quale si dovessero anche un po' mettere in sfida gli uni con gli altri. Senta, hanno partecipato diversi istituti scolastici, so che ci sarà una nuova edizione perché, insomma, appunto il progetto è andato bene. Come selezionerete le nuove scuole? C'è un asse con gli insegnanti, con i dirigenti? Come funzionerà?
Appunto la novità insomma, di aver introdotto l'educazione finanziaria come una materia d'obbligo nell'educazione civica sicuramente ci darà una spinta ulteriore. Trovo i docenti molto disponibili a collaborare con le realtà esterne e a raccordarsi con queste, per cui noi di solito contattiamo le dirigenze scolastiche su territori dove appunto le nostre banche un po' sono presenti e quindi possono essere quel testimone interlocutore primario. Dopodiché la dirigenza ovviamente con il collegio docenti individua quali possono essere i percorsi più opportuni, le classi sulle quali andare a lavorare e si costruisce proprio un programma su misura, su un modello insomma, standard che stiamo proponendo con 5 moduli formativi, con uscita didattica, con un momento di apertura di solito a ottobre, un mese dell'educazione finanziaria e poi con la chiusura insomma a fine anno scolastico anche con questo contest. Abbiamo visto che la formula funziona, sicuramente il prossimo anno spingeremo di più nell'accompagnare i ragazzi a rielaborare i contenuti, quindi aggiungeremo insomma un po' di tempo dedicato a questo aspetto perché abbiamo visto che funziona e che ci dà anche la misura e il peso di quanto efficace sia stato l'apprendimento per gli studenti. Tra l'altro noi dovremmo collegarci anche con il presidente della Federazione del Nord-Est delle banche di credito cooperativo, il dottor Lorenzo Oliviero, ma mi dicono dalla regia che c'è qualche problema di collegamento, quindi speriamo di riuscire... Eccolo là, lo vedo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie Buongiorno. per essersi collegato con noi. Abbiamo raccontato il progetto, adesso vorrei chiedere a lei, voi insomma avete dovuto imparare un linguaggio nuovo per comunicare con le nuove generazioni, per spiegare la finanza a questi ragazzi. Come li avete trovati? Sono preparati? Sono curiosi? Ci sono troppi luoghi comuni che magari apprendono attraverso i social network? È stata un'esperienza molto interessante, un linguaggio ovviamente che la mia generazione non era e non è abituata, però ci siamo capiti, ci siamo intesi, siamo stati accolti con molta disponibilità, con molto interesse da parte del corpo insegnante, ma anche e soprattutto da parte degli studenti. E il nostro obiettivo era ed è ancora, perché anche il prossimo anno e gli anni a seguire continueremo su questa strada, quello di dare ai giovani delle conoscenze che sono indispensabili per la loro crescita e soprattutto per quando loro entreranno nel mondo del lavoro e anche metterli a riparo dai pericoli che oggi i rapporti con gli strumenti diciamo di tipo finanziario, bancario e tutti gli annessi e connessi possono avere al loro interno con dei rischi veramente molto pericolosi. Quindi dare a questi ragazzi la possibilità di fare delle scelte consapevoli e farle soprattutto con la loro testa. Sì, ecco, la finalità principale del progetto Education è proprio questa, quella di creare un'informazione corretta e consapevole e di dare l'opportunità di una crescita quanto riguarda la conoscenza di questa problematica, in quanto l'uso degli strumenti attualmente a disposizione sul mercato e a portata di tutti sono talmente avanzati e immediati che richiedono una particolare conoscenza e attenzione della materia con la quale si stanno rapportando. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere l'importanza del risparmio non in quanto strumento di accumulo e basta, ma in quanto il risparmio, cioè i depositi che vengono portati in banca, nelle strutture finanziarie, sono il motore principale per generare lo sviluppo dell'economia. In quanto diventano finanziamenti al territorio, alle imprese e alle famiglie e lì c'è un rischio ovviamente che si annida e che le banche devono appropriatamente gestire, ma anche far conoscere che il risparmio può anche andare a finire in strumenti ad alto rischio del tipo gestioni patrimoniali, ma anche altri tipi di strumenti, per esempio le criptovalute, oppure ancora i derivati,
allettano molto per le speculazioni che si possono fare per i guadagni facili, ma che portano anche disastri di natura economica e finanziaria. Ecco, la conoscenza di questi pericoli, l'importanza dell'uso del denaro, del risparmio, è alla base per poter discriminare poi nelle scelte. Ed è importante partire proprio dai giovani, no? Dai ragazzi. Poi c'è anche il tema della previdenza, che viene assolutamente sottovalutato evidentemente, insomma, dai ragazzi, però è importante fornire informazioni anche su questi aspetti. I ragazzi che voi avete incontrato potrebbero andare a lavorare già dal prossimo anno, perché voi avete incontrato anche le quinte. Sì, dentro i temi che abbiamo trattato c'è anche il messaggio, c'è anche il tema della previdenza. Non è facile, non è assolutamente scontato e immediato per un giovane di 20 anni, 18 anni pensare alla propria previdenza. Lo è stato così anche per me, forse anche per lei, per tutte le generazioni. A quell'età si pensa ad altro, però nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro bisogna porsi anche questo problema. Ci sono dei prodotti finanziari che possono integrare anche in maniera interessante la previdenza, diciamo, base in rapporto al lavoro che uno farà, insomma. Ed entriamo anche lì nell'ambito del risparmio, quindi una visione diciamo, molto aperta dello sviluppo della propria carriera, della propria storia, della propria personalità, del proprio futuro. Quindi il progetto è andato bene, avete scelto dunque di riproporlo. Certo, interessante poi per le banche di credito cooperativo, interessantissimo, perché da una parte abbiamo sviluppato la conoscenza che forse non avevano dell'ancoraggio del risparmio alla nostra Costituzione, l'articolo 47 della nostra Costituzione, ma trattandosi di banche di credito cooperativo abbiamo anche fatto conoscere l'articolo 45 della Costituzione, laddove tutela la cooperazione in quanto è una forma di impresa, di collaborazione non specificatamente speculativa e quindi di natura mutualistica, e guarda caso nelle indagini che con l'Università di Padova abbiamo svolto proprio con i ragazzi delle superiori in via preliminare, l'85% di loro, una richiesta online immediata che l'Università, il professore ha fatto nella prima riunione con cui ci siamo conosciuti, l'85% hanno espresso il gradimento non ad avere rapporti con la banca più economica, la banca più remunerativa, la banca più rapida, più aperta nei servizi, più interessante, ma la banca più etica. Questo pone intanto una maturità che non ci aspettavamo, e pone anche delle responsabilità a noi e agli interlocutori bancari che ovviamente si trovano nel mezzo di questa problematica, quindi una grossa responsabilità. Nelle banche di credito cooperativo, la nostra genetica, c'è questa caratteristica ovviamente, ma non è conosciuta, è poco sviluppata e poco conosciuta, e quindi abbiamo un motivo in più per affrontare queste problematiche nelle scuole, per far conoscere che c'è anche un modo etico di fare banca, di fare finanza. Grazie Presidente. Un ultimo passaggio con Federica. Federica, voi avete coinvolto nel processo di formazione anche l'Università di Padova con il Dipartimento di Economia. Saranno coinvolti anche quest'anno? Sì, e nella nostra rete continueremo anche a tenere la FEDUF, quindi la Fondazione per l'Educazione al Risparmio dell'ABI, quindi di Banca d'Italia. Queste collaborazioni, queste reti e questi scambi anche per soggetti che si occupano, insomma, di queste tematiche diventano fondamentali per poter raggiungere in maniera più completa, i nostri studenti. Va bene, grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, per aver concluso, insomma, con queste belle notizie la nostra prima edizione di oggi. Grazie al Presidente Lorenzo Oliviero, grazie a Federica Mattarello, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.
Arrivederci, buona giornata. Chiudiamo con il progetto Education, questa prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Vi ricordo che l'informazione torna questa sera su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Il sondaggio giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni, lo vedete in sovraimpressione, con i contatti da chiamare per partecipare al sondaggio di Ring di questa sera, la prima serata di Antenna 3. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta in nostra compagnia e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.